Ecco. fatto la presentazione, testimonianza. Basso. Sì. Buonasera. Buonasera, benvenuti a tutti. Nel frattempo che attendiamo l'arrivo di tutti, benvenuti. Siamo qui nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, uno fra i simboli più rappresentativi e più importanti della città di Genova. Dunque, come voi ben saprete, oggi durante questo convegno affronteremo delle tematiche che ci toccano molto da vicino, ovvero l'ambiente e la sostenibilità. Allora, il tema di oggi appunto è il mare e il porto, complessità sfidanti. Allora, dunque avremo modo di parlarne e di approfondire con i nostri relatori che sono qui già alle loro postazioni. La giornata di oggi si concluderà con la consegna di un premio rivolto principalmente alle donne, che è il premio AIDA Liguria 2021, un premio appunto, un riconoscimento che nasce con lo scopo di mettere in risalto le donne che sviluppano eccellenze sul territorio nell'ambito dell'imprenditoria. E a tal proposito vorrei fare un saluto al presidente del premio AIDA Liguria 2021, la dottoressa Tiziana Lazzari. Buonasera dottoressa. Prima di cederle il microfono vorrei ricordare a tutti che la dottoressa Tiziana Lazzari è vicepresidente della Fondazione per la Cultura di Palazzo Ducale e medico professionista imprenditore. Prego. Bene. Grazie Roberta, buon pomeriggio a tutti. Io qui questo pomeriggio ho una duplice veste, quella di vicepresidente della Fondazione per la Cultura di Palazzo Ducale, di cui vi porto i saluti e vi do il benvenuto, e quello di presidente dell'Associazione Donne Imprenditrici e Dirigenti d'Azienda per la Liguria. Questa serata è una serata per noi molto importante. Prima di tutto è un evento in presenza e avevamo tutti bisogno di un evento in presenza, di vederci, di poter stare assieme, di condividere dei momenti informativi, formativi per noi molto importanti. Questo premio AIDA è stato spostato, rinviato per ben 2 volte. Questa sera finalmente riusciamo a consegnarlo. Come sanno bene le socie della mia associazione, in particolare il mio consiglio direttivo, a me piace innovare. E proprio col mio consiglio direttivo abbiamo pensato di far coincidere la consegna del nostro premio AIDA con un mini convegno dedicato al mare e al porto, anche in ragione del fatto che domani inaugura il Salone Nautico. Mare e porto, realtà molto importanti per la nostra città, dai quali non si può assolutamente prescindere. E siccome volevo dare un taglio innovativo, oltre ad invitare un panel di relatori qualificati e qualificanti che ci intratterranno parlando di mare e di porto in tutti i suoi aspetti, partendo da un excursus storico fino ad arrivare a parlare di economia e soprattutto di quelle che sono le sfide che la città di Genova si pone nei confronti del mare e del porto. E ho invitato a presentare questo convegno un'amica, una grande amica, Roberta Giarrusso, attrice professionista, volto noto del cinema e della TV. E questa sera da donna ci onora della sua presenza. E lascio a Roberta la parola per spiegare brevemente quello che è il razionale del nostro convegno dedicato a mare e porto come opportunità, come realtà che si parlano e che si sfidano. Sicuramente Roberta, nel suo ruolo, saprà farlo molto meglio di quanto non riuscirei a fare io. Auguro a tutti un buon pomeriggio, felice di avervi in sala e vi ringrazio di cuore. Buon lavoro a tutti. Grazie di questa bellissima presentazione, grazie dottoressa Tiziana Lazzari. Prima di cominciare la mia breve riflessione vorrei porgere un saluto a una persona che ho visto qui
davanti a me. Lei è una scrittrice, una giornalista, un opinionista di fatti di cronaca giudiziaria. Lei è l'assessore regionale alla cultura e all'istruzione Ilaria Cavo. Benvenuta. Non potevo non fare questo saluto. Allora, come diceva appunto la dottoressa Tiziana Lazzari, io ho voluto fare questa breve riflessione su quello che è il tema di oggi, che è appunto il mare e il porto come complessità sfidanti. Allora, il mare da sempre è stato caratterizzato da una capacità evocativa molto potente. La storia ci insegna che le popolazioni hanno sempre rappresentato il mare in base alla sua vastità, alla sua grandezza, addirittura popolandolo di mostri leggendari o di pericoli terribili, un po' come la leggenda di Scilla e Cariddi, no? Che conosciamo tutti. Ecco, non ci sono popolazioni, non so, dai Fenici ai Cretesi, ai Greci, non ci sono civiltà che abbiano concepito il mare come un elemento da sottovalutare. Persino nel mio campo, nel cinema, nella televisione, ci sono film che affrontano questo tema raccontandolo attraverso dei naufragi. E spesso lo spettatore come noi, come me, quando vede un film del genere dice: ma adesso che cosa succederà a questi naufraghi? Ecco, da qui notiamo il mare nella sua vastità, nella sua grandezza, questa infinita distesa di acqua dove l'occhio si perde, dove nulla lascia presagire a un lieto fine. Ecco, il mare è questo, il mare è paura, è indomabilità, è vastità, è durezza. Tuttavia il mare è stato anche di più, orizzonte. Il mare per secoli ha costituito l'orizzonte nel mondo, quell'elemento così forte, così potente che circondava l'uomo da qualunque parte egli guardasse. E probabilmente, forse è per questo motivo che l'essere umano ha sentito l'impulso di oltrepassare questa barriera. E come? Attraverso l'invenzione e la costruzione delle imbarcazioni e di conseguenza la nascita del porto. Ecco, il porto si erge allora con lo scopo di controllare ciò che per definizione è incontrollabile. Eppure chiunque conosca il mare sa benissimo che questo non si tratta altro che di un tentativo, il tentativo di controllare ciò che è incontrollabile. Ma nonostante tutto, nonostante questi rischi, questo tentativo è stato fatto. Perché, come dicevo prima, il porto risponde a un'esigenza intrinseca nell'animo umano di oltrepassare quel limite, di esplorare e di farlo anche a costo di sfidare la natura stessa, anche a costo di finire in pasto a Scilla e Cariddi. Tornando al titolo del nostro convegno, mi piacerebbe rileggere un'altra chiave, vorrei dare un'altra chiave di lettura a queste due realtà che vengono definite sfidanti. Le vorrei definire più come entità dialoganti, perché è vero che nella storia queste due realtà non hanno avuto mai un grandissimo rapporto di amicizia, però è pur vero che c'è un dialogo tra queste due entità, e questo dialogo è alla base di un concetto molto importante che voi conoscete benissimo, soprattutto i genovesi, il concetto di identità. Ecco, il porto non è soltanto uno strumento, un mezzo per arrivare a un fine, ma è identità in sé. È l'elemento di connessione tra comunità e mare, perché entra nel vostro DNA, ne scandisce la storia e le vicissitudini, ne ridefinisce la propria visione del mondo, ne costituisce l'orizzonte. Da questa considerazione che io ho fatto mi permetto di dire che non solo i genovesi, ma l'essere umano in generale ha una grande responsabilità nei confronti del mare. Noi dobbiamo prendercene cura, trattarlo con rispetto. È vero, il mare ci ha portato ricchezza, abbondanza, ci ha permesso di crescere, però è altrettanto vero che ha portato a una pesca intensiva, alla riduzione della biodiversità, all'erosione dei fondali marini e anche all'inquinamento. Tutti problemi che purtroppo forse se non adotteremo narrative diverse, identità diverse, dei modelli e stili di vita diversi, ne pagheremo amaramente il prezzo. Allora ecco, per concludere questa mia riflessione mi piacerebbe portare l'attenzione su
una parola molto importante: equilibrio. Ecco, forse la sfida che ci attende, la sfida più grande, è quella di costruire tra queste entità, tra porto, mare e comunità, un rapporto di equilibrio, di armonia e di rispetto reciproco. Grazie. Grazie. Allora, adesso è giunto il momento di iniziare i lavori e di introdurre il nostro primo relatore. Scusa, ti interrompo solo un secondo. Prego, prego, dottoressa. Perdonami, perché prima di dare inizio ai lavori vorrei dare la parola all'assessore Ilaria Cavo per Certamente. un saluto e un suo breve intervento. No. Che non se l'aspettava ovviamente, ma no, conoscendomi se lo facciamo un applauso aspettare. all'assessore. Benvenuta Ilaria Cavo. Prego. Scusa l'interruzione, ma non potevo rinunciare ai saluti di Ilaria. Non me l'aspettavo, andrò a braccio. Grazie per la nostra bravissima e bellissima presentatrice e conduttrice. Grazie Tiziana per questa occasione, grazie a tutti voi. Ma io ovviamente non sono relatrice, quindi non voglio approfondire le tematiche che chi è qui al tavolo approfondirà, dando sicuramente delle indicazioni, insomma dei suggerimenti, tracciando sicuramente una strada importante. Intanto grazie perché mi avete dato l'onore di entrare in maniera casuale ma molto bella con la premiata ovviamente di questa giornata, ed è stato per me molto bello, perché penso che nessuno più di lei sia riuscita davvero, e lo dico con grande stima, a trasmettere la bellezza del mare e la forza, ecco, che il mare riesce a dare nella comunicazione. Poi ovviamente Donatella ha fatto tanto altro, sta facendo tanto altro, e ovviamente lo fa a 360 gradi e non è facile anche saper superare l'aspetto della comunicazione per fare qualcosa di molto più operativo, fattivo, e credo che da questo punto di vista abbiamo percorsi forse abbastanza paralleli, come diceva forse anche un po' la mia presentazione. Quello che vi posso dire è qualche suggestione di questa giornata. Ringrazio Tiziana perché non poteva scegliere, penso, giornata migliore per organizzare questo convegno. Perché lo dico? Perché siamo alla vigilia dell'inaugurazione del Salone Nautico, e questo ovviamente era prevedibile ed era previsto, e comunque vuol dire inserirsi in un grande evento della città. Tra poco verrà inaugurata una bella mostra legata ai transatlantici, che però ha origine qui a Genova e che getta lo sguardo su una progettazione che abbiamo tutti insieme come istituzioni, e che ovviamente è cultura, e che unisce quello che è l'inizio del Salone Nautico a un altro grande progetto che abbiamo e che è assolutamente pertinente col vostro tema di oggi, che è ragionamento sulle professioni che sono legate alla nostra regione, che sono legate al mare, che sono legate al porto, che sono legate alle donne, che sono legate alle donne imprenditrici, perché questo ovviamente significa AIDA, mettere insieme le forze e le professionalità per ovviamente tracciare strade, esigenze a livello ovviamente di professioni, e farsi anche ascoltare da questo punto di vista. Perché Regione Liguria ha deciso di partecipare a Dubai, all'Expo di Dubai, proprio mettendo in evidenza, in luce, quello che è il tema del mare, di tutte le professionalità e le eccellenze del mare in senso lato, quindi di tutto quello che è diciamo il settore mare preso per quelle che sono le sue grandi aziende legate al mare, quello che sono le sue grandi proposte culturali legate al mare, unendo la bellezza e il mare. E in fondo voi state facendo questo anche con la tavola rotonda che avete organizzato. Quindi vuol dire che c'è una grande sintonia di sentire e una grande voglia di contribuire alla crescita e alla promozione della nostra regione, condividendo sostanzialmente quello che siamo e anche dove vogliamo andare. Credo che questo sia il dato di fondo. E poi ovviamente io mi inserisco per una parte delle mie deleghe. Ovviamente per fare tutto questo, per crederci, c'è bisogno molto di formazione e di crescita da questo punto di vista, e ovviamente abbiamo davanti delle grandi sfide che sono date dal PNRR, sono date dalla prossima programmazione del Fondo Sociale Europeo, dove tanto abbiamo investito sulla formazione legata a queste professioni, ma dove tanto dobbiamo ancora investire e programmare. Avremo bisogno di voi, ma di tutte le rappresentanze che sono a questo tavolo, per capire nel confronto con voi
di quali saranno le figure di cui l'evoluzione che avremo del nostro porto, ovviamente della trasformazione del nostro porto, che cosa significherà anche in termini ovviamente di professionalità in generale, ma anche per una crescita ovviamente al femminile. Sono sfide che abbiamo davanti ed è un percorso che dobbiamo fare insieme. Non credo che mancheranno le risorse, avremo bisogno di fabbisogni chiari anche dal punto di vista del mondo imprenditoriale, anche e soprattutto del mondo al femminile. Ci siamo, ci saremo, dialogheremo, come siamo qua oggi, ovviamente faremo percorsi insieme. Non mi avventuro in date, in cifre, le potremo snocciolare, ma farei un discorso troppo tecnico. Vi voglio dare un ultimo flash, che è quello di questa giornata, che è un altro tassello che si aggiunge. Le scuole, oggi sono iniziate le scuole nella nostra regione e quindi un altro segnale fortissimo di ripartenza, perché sono iniziate in presenza, al 100% per tutti i nostri ragazzi, ma l'immagine che ho, ne ho viste tante ovviamente di immagini questa mattina, le mamme che lasciavano i bimbi al primo giorno di scuola nelle prime elementari, ma l'immagine che ho più impressa è quella di una quinta elementare, e alla domanda qual è la materia che vi piace di più, eravamo a Terralba anche insieme al presidente e al sindaco, sentire la classe quasi all'unanimità che ha detto le materie scientifiche, la matematica e la scienza. Io credo che un po' di tempo fa non sarebbe stato così. Credo che sia un bel segnale, perché abbiamo bisogno di studenti, alunni, ma soprattutto alunne, ragazze, alle elementari certo, ancora di più alle medie, ma dobbiamo iniziare dalle elementari, che capiscano il valore delle materie delle STEM. Ho detto scienza, posso dire anche materie tecniche, poi tecnologiche, poi il digitale, poi tutto quello di cui c'è bisogno anche e soprattutto ovviamente per l'argomento di cui state trattando oggi, perché aumentando l'orientamento da questo punto di vista e facendo crescere quelle professionalità che possiamo dare al mare, al porto, alle professioni di cui c'è bisogno e ci sarà bisogno, ovviamente un futuro che passa dai nostri ragazzi. Grazie, buon convegno a tutti. Grazie, ringraziamo Assessore. l'assessore Cavo. Grazie Ilaria. Dunque, allora, come vi avevo anticipato prima, vorrei introdurre il nostro primo relatore, la professoressa Gabriella Airaldi, professore all'Università di Genova, dove ha insegnato per quasi 50 anni, specialista di storia mediterranea e delle relazioni interculturali dal Medioevo all'età moderna. Prego, professoressa. Beh, non vi racconterò la storia del porto di Genova perché ci vorrebbe molto tempo, però mi limiterò quindi, data l'occasione e anche le tematiche che si affrontano oggi, a parlare di questo collegamento tra il mare e il porto, come si è detto in precedenza, in particolare riferendolo al porto di Genova, perché la prima cosa, parliamo di porto di mare in senso generale, porti, mare, così, ma ci sono porti e porti naturalmente, come ci sono mari e mari naturalmente, quindi non è così diciamo facile parlarne, soprattutto in una città come questa, perché siamo nel porto più importante del Mediterraneo, lo era e lo è. Quindi questa è la prima cosa. Perché dico questo? Perché siamo in presenza di un elemento condizionante della storia della città. Non è un elemento solamente presente, ci sono porti dappertutto, no? Naturalmente. Questo è il porto più importante e questo elemento è determinante per capire come funziona ancora oggi questa realtà, perché ancora oggi è il porto più importante del Mediterraneo, il che significa che è il porto più importante, insieme ormai con Rotterdam per quello che riguarda una certa parte, ma insomma è sempre il porto importante, un porto, ma il più importante per la parte mediterranea che interessa l'Europa e il mondo. Quindi quando noi pensiamo al famoso Ponte Morandi e al problema che c'è stato legato al Ponte Morandi, dobbiamo pensare che il Ponte Morandi non interessava Genova, interessava l'Europa perché è collegato, ora Ponte San Giorgio come si chiama adesso, è collegato, cioè noi siamo in un porto
Il mare è un elemento estremamente, logicamente, molto importante quindi nell'identità della città, anche se vogliamo dell'identità della regione, perché la città e la regione sono, vorrei dire, come qualcuno ricorda sempre, una porta dell'Europa. Quindi una regione che ancora oggi, nonostante tutte le problematiche di collegamento che esistono ancora aperte, è una regione che è sempre stata come un'autostrada, vorrei dire, che dal mare arriva fino al nord Europa e Oriente e Occidente. Di questo noi siamo in qualche modo eredi e di questa questione portuale noi dobbiamo fare e facciamo, forse non sempre con la stessa attenzione, un elemento identitario, perché questa è la più importante chance economica che noi abbiamo in questa città, ma non solo per questa città. Questo ha condizionato anche molto la storia della città stessa, quale ha sviluppato un'industria molto tardi rispetto ad altre realtà, perché ha privilegiato il mercato. Quindi ha fornito anche una forma identitaria che ha portato la gente stessa genovese, anche quella ligure, ad andare fuori di queste. Quando io sento dire dovrebbero rimanere tutti a lavorare a Genova, vuol dire non aver capito niente di questa città, perché questa città è fatta per mandare la gente nel mondo, perché forma, crea, costituisce un patrimonio culturale molto importante e la gente cosa fa qua? Può benissimo lavorare anche a Genova, ma non è detto, se vuole entrare nelle grandi siamo in qualche misura, noi siamo maestri di globalizzazione fin dal Medioevo, cioè siamo usciti da questa città, perché dentro la città si moriva, voglio dire, di tristezza, una regione povera, un mondo chiuso. Quindi la tendenza è uscire e questo ha fornito anche, il porto è stato un elemento culturale estremamente, di formazione culturale estremamente importante. Pensate che i principali ammiragli delle flotte medievali e della prima età moderna venivano tutte da qua, da Genova, perché la formazione era tale che consentiva, no, di scegliere in questa realtà. E quindi era un centro di eccellenza anche per la costruzione navale, come si è ricordato, è rimasto questo nel tempo come identità che mette insieme mercato e mare. Questo è il punto, perché il mercato si può fare in tanti modi, ma in realtà il mare è, soprattutto partendo dal passato, un elemento importantissimo. Non è stato sempre così, perché per molto tempo noi siamo stati un porto ricevente e non un porto diciamo attivo da questo punto di vista, solo a partire dal famoso comune, dalla nascita, il famoso comune di Genova alla fine del 1000, abbiamo cominciato a mettere gli uomini di affari al potere e quindi gli uomini di affari hanno cominciato a dire facciamo mercato e muoviamoci in direzione del mondo. Quindi questo che cosa ha significato? Ha significato che quando si diceva appunto, si pronunciava prima la parola identità, ha significato molto per la costruzione dell'identità genovese e ligure, perché i liguri hanno tutti marciato verso questa città, perché non c'erano altre possibilità, no, in questa regione. E poi i genovesi hanno fatto di questo tesoro, sono diventati, pensate che non c'è mai stata una flotta pubblica a Genova, solo flotte private, quindi sempre in tutte le età, fino ovviamente alla formazione dello Stato, prima sabaudo e poi nazionale. Qui una realtà molto composta da questo punto di vista è una quindi formazione anche individuale, oltre che più generale, più collettiva, collegata all'espansione, cioè all'uscire da questa, il che significa molto anche in termini di rapporto con gli altri, quindi città e realtà di passaggio, di gente che va e che viene, quindi anche questo è estremamente ricco dal punto di vista della formazione individuale e generale. Una cultura che non era comune nel passato e che è diventata, naturalmente che cosa è successo nel tempo, e qui poi chiudo, che questa
particolare enclave di porto e mercato e capitali derivati dal mercato. Questa era una banca sostanzialmente, non era solo San Giorgio la banca. Tutti gli uomini, tutte le grandi famiglie erano banche sostanzialmente e prestavano soldi a tutte le corone europee. Questa realtà faceva gola a molti e quindi noi siamo sempre stati soggetti, oggetto molto di interesse dei francesi prima, Napoleone e così via, e poi dei Savoia, logicamente, e quindi siamo entrati in quella che è stata la creazione, la costruzione del mondo, dell'Italia in qualche modo, che è nata grazie ad alcuni personaggi nati in questa città, Mazzini, Bix, eccetera, Garibaldi non qui, ma comunque Garibaldi, cioè gente che aveva il mercato, il mondo, la voglia, diciamo, di fare e di creare, di costruire mercati e realtà sempre più ampie in questo mondo. Quindi siamo eredi di questa storia, non ce lo dobbiamo dimenticare, lo dico a quelli che si occupano oggi, diciamo, e dobbiamo quindi vedere sempre oltre e non fermarci a quelli che sono a volte i momenti di frenata, perché questo succede in una realtà di questo genere. Bisogna pensare alle comunicazioni, bisogna pensare al terzo valico, bisogna pensare al mare, bisogna pensare alla logistica, non lo so, a tante cose, perché il porto e il mare sono veramente le radici della nostra identità. Grazie. Ringraziamo la professoressa Airaldi. Cara Gabriella, come sempre mi accade quando ti ascolto, recupero sempre di più l'orgoglio di essere genovese, di vivere una giornata veramente in una città meravigliosa con delle possibilità di crescita enormi che direi l'attuale amministrazione sta veramente valorizzando sempre di più. Prima di passare la parola al secondo relatore di questa tavola, l'ingegner Fabio Capocaccia, saluto il nostro premio AIDA Donatella Bianchi, perché presa dall'ascolto e dal dare l'avvio ai lavori non ti ho vista arrivare. Benvenuta, grazie di essere con noi, avremo poi modo di parlarci più tardi. Bene, diamo adesso la parola all'ingegnere Fabio Capocaccia. Allora, Roberta, prego di presentare. Sì. Dunque, nel 2008 presiede l'Istituto Internazionale delle Comunicazioni, dal 2006 fonda e presiede il CISEI, ovvero il Centro Internazionale Studi e Migrazione Italiana. Dal 1984 al 2004 è ai vertici del Porto di Genova, dove contribuisce al rilancio del porto e alla riforma nazionale portuale. Benvenuto. Prego. Grazie. Beh, ringrazio, tra l'altro ringrazio sia Roberta Giarrusso che ha cominciato a inserire questo terzo elemento, perché oggi parliamo del mare e del porto, ma c'è la città poi. La città è la parte, il mare crea il porto e il porto crea la città e nella città noi viviamo. Quindi c'è questo elemento umano che è rappresentato dalla città. Allora, io farei un excursus rapido perché mi sono posto i limiti che mi sono stati dati, qua c'è l'orologio, e vorrei passare questa storia che Gabriella Airaldi ha già cominciato a tracciare, ricordando le origini anche più antiche dell'attività nostra e quindi del mare e del nostro porto. C'è una prima fase in tutta questa storia in cui il porto crea la città, cioè il porto è l'elemento qualificante per cui la città si colloca in una certa posizione. Ecco, se vediamo questa bellissima stampa del 400, è un po' fantasiosa perché, voglio dire, in cima al Molo Vecchio c'era sì una torre, ma non era così alta, sembra di nuovo una lanterna. Insomma, è un po' fantasiosa, però una bellissima stampa della 400. E si vede chiaramente, primo, che la città è presa dal mare e sempre Genova sarà ripresa dal mare, in tutta la sua storia. Non c'è una pianta, una immagine di Genova che non sia presa dal mare. E poi si vede chiaramente che questa insenatura è quella che ha determinato lo sviluppo
di tutte le case, si vede anche una cattedrale che è un po' fantasiosa, anche la cattedrale, si vede anche la lanterna che tutto sommato quella forse è ancora descritta meglio delle altre. Nel 600 questa insenatura richiede un ulteriore intervento che è il cosiddetto molo nuovo. Voi vedete sulla sinistra c'è un nuovo molo rispetto alla precedente. Questo è stato creato nel 600 per chiudere e proteggere meglio l'insenatura. La cosa bella che vedete è che in questa stampa che è fedele si vede che la città non era ancora stata estesa sopra la zona del Molo Nuovo. Quindi di nuovo è il porto che in qualche modo precede e crea le condizioni perché la città si sviluppa. E la città, da questo, questa è una stampa del 1643, quindi quando era già finito il Molo Nuovo, e si vede il Molo Vecchio senza più la torre e insomma e poi il resto della città. Nell'Ottocento c'è ancora un'ulteriore fase. Tutti voi certamente ricorderete, è stato più volte celebrato, che il Duca di Galliera nel 1875 ha fatto una donazione alla città di Genova e ha donato il molo del Duca di Galliera, che è quello che si vede fatto un po' a S questa è una stampa successiva alla realizzazione del molo di Galliera. Ecco, questa espansione del porto ha determinato la condizione per la crescita del porto. Quindi dal Duca di Galliera in poi il porto di Genova diventa una realtà importante e comincia a prendere quella posizione che Gabriella Iraldi ha detto molto bene, cioè di porto più importante del Mediterraneo e per diventarlo è stato necessario fare quest'opera. Però quest'opera ha anche un altro effetto ed è un effetto negativo, cioè il porto comincia a espandersi e comincia a espandersi sacrificando spazi della città. Quindi comincia una seconda fase in cui il porto per espandersi conquista il fronte mare della città. Lo conquista e cosa fa? Come prima cosa lo conquista San Pier d'Arena. Quindi vedete che c'è questa espansione del porto nella zona di San Pier d'Arena e uno dice vabbè, si espande a spese di San Pier d'Arena. Però andiamo a vedere cos'era San Pier d'Arena nell'Ottocento. Era un fronte mare che ricorda Bogliasco, Sori, tutto quello che volete e probabilmente Camogli più di ogni altra cosa. Quindi le ville arrivavano direttamente sul mare, quello che oggi è lungomare Canepa, non solo non si chiamava lungomare Canepa, ma non esisteva come strada. E le ville arrivavano direttamente sul mare. Quindi lo sviluppo del porto ha sacrificato il waterfront di ponente della città. E questo è stato il primo. Nel secondo dopoguerra del Novecento, io accelero perché gli sviluppi sono. Poi c'è stato un ulteriore sacrificio di spazi. Sappiamo che è stata realizzata l'Italsidra a Cornigliano e si è sacrificato il waterfront di Cornigliano. Si è fatto l'aeroporto a Sestri e si è sacrificato il waterfront di Sestri. Poi si è lasciato Pegli lì in mezzo, però abbastanza racchiuso dalle altre espansioni. E si individua che la prima area disponibile per ulteriore espansione dove si trova? Si trova a Voltri. Quindi comincia nel 1963 a svilupparsi la prima idea del porto di Voltri. Qui mi commuovo un po' perché il primo disegno del porto di Voltri è di mio padre, che era stato coinvolto come preside della facoltà di ingegneria e aveva fatto lui il primo progetto. E questo che vedete, il primo progetto che poi non sarà il progetto come sarà realizzato, perché nel frattempo verrà introdotto il container rivoluzionerà i porti non saranno più a sporgenti inclinati paralleli tra di loro, ma saranno delle grandi piattaforme.
e di qua inizia lo sviluppo. Però continua ancora, e questa qua è un'immagine esattamente di 50 anni fa, in cui si vede che San Pier d'Arena ha completato il suo sviluppo, però non è ancora partito Voltri, perché Voltri era stato progettato, però non è stato realizzato, finché a un certo punto è avvenuta una fase molto, molto triste. Il porto ha perduto potenza fino agli anni 80. Dagli anni 60 agli anni 80 ha praticamente ha sofferto del fatto che le categorie di Genova si erano un po', voglio dire, distese su questo porto che funzionava e volevano trarne il massimo vantaggio ciascuna. Quindi a un certo punto si è arrivata a delle forti conflittualità fino al 31 dicembre dell'83, in cui è avvenuta la cosa che tutti ricordano, che al 31 dicembre, quando suonano le sirene delle navi in porto, in quell'anno non suonarono le sirene perché non c'erano navi in porto. Quindi è stato il punto di discesa minimo prima di una ripartenza. Allora è necessaria una svolta, e una svolta avviene con la presidenza di Roberto D'Alessandro. Io questo nome lo faccio, ne farò pochissimi nomi, però è un nome che è importante nella storia della nostra città, perché questo progetto, che è stato realizzato con i Libri Blu, ha questi due principi. Il porto deve continuare a crescere, anzi deve ricominciare a crescere, però deve rispettare la città. Cioè deve crescere in modo tale che la città non sia sacrificata, ma semmai recuperi delle porzioni di litorale. E nel piano di D'Alessandro io ecco, direi che inizia la fase 3. Il porto restituisce spazio alla città, perché nel piano di D'Alessandro, fatto in collaborazione con l'architetto Renzo Piano, c'è l'operazione di restituzione del porto antico. Il porto antico è il primo passo in cui un porto che si sviluppa e che cresce, però si ricorda che è circondato da una città e che la città va in qualche modo indennizzata di quello che è stato lo sviluppo precedente del porto. Questa è una bellissima immagine, è un'immagine storica, è la prima immagine del primo progetto di Renzo Piano sul porto antico. Quindi progetto del 1986, quindi pensate che il porto antico è stato fatto nel 92 in occasione del 500° di Colombo, però già nell'86 Renzo Piano aveva fatto un primo progetto. Questo è il progetto che è stato fatto, questa è una foto di Berengo Gardin molto bella, c'è un operaio che lavora alla piazza delle Feste e si vede lo sfondo del porto. E poi c'è la fase del porto passeggeri, che è l'altra fase di restituzione alla città, cioè il porto passeggeri in qualche modo ha consentito la frequentazione delle persone nel porto, ecco, mentre quella era una zona di porto di traffico merci. Quindi il porto passeggeri si è fatta la ristrutturazione della stazione marittima e poi si è costruito il Terminal Traghetti. Il Terminal Traghetti è un'altra porzione di porto in cui dal primo piano in su è città, cioè è porto al piano terra, però dal primo piano in su è città e ci sono, c'è un supermercato come tutti sapete e ci sono sedi di aziende. Quindi questa è ancora un'immagine del Terminal Traghetti e poi il piano regolatore si vede, finalmente viene realizzato il porto di Voltri durante la presidenza di D'Alessandro. Questa è l'immagine del porto di Voltri, però si vede che il porto di Voltri rispetto al progetto originario c'è un canale, vedete che c'è un canale azzurro, quindi è stato realizzato senza sacrificare il litorale di Pra. Sul litorale di Pra recentemente si è fatta un'ulteriore operazione che si chiama l'operazione Dune per rendere ancora più bello questo litorale. Quindi in qualche modo rispetto al progetto originario di Voltri si è restituito di nuovo qualcosa alla città. Questa è la parte del porto storico, porto antico più porto passeggeri. Vedete tutto questo specchio d'acqua
è restituito in pratica alla città. Ci sono le navi, però ci sono le navi che trasportano persone. Il porto oggi, ora senza soffermarmi su queste cose perché sto esaurendo i minuti a disposizione, ci sono ulteriori sviluppi, il porto continua a crescere. La cosa bella è che il porto continua a crescere e le merci aumentano e l'occupazione nel porto, e il porto crea nuova occupazione, soprattutto quell'occupazione che diceva Ilaria Cavo di carattere tecnologico, scientifico, di cui c'è oggi molto bisogno. Quindi cresce, però cresce con una condizione di rispetto della città. Ci sono di nuovo delle espansioni, ci sono dei tombamenti, però i tombamenti sono all'esterno, cioè non sono sotto gli occhi dei cittadini. Queste sono due belle foto del porto di oggi visto da un drone e il porto domani, e poi ho finito. A questo punto che cosa possiamo prospettarci? Il porto deve continuare a crescere, perché il porto è importante per quello che Gabriele Airaldi ha ricordato, cioè che è un punto di ingresso da parte dell'estremo oriente nell'Europa centrale, quindi deve essere più sfruttata questa caratteristica del porto che finora è stata poco sfruttata. Quindi deve continuare a svilupparsi, però che cosa si può fare? Si possono fare altri due progetti importanti. Uno è il cosiddetto waterfront di Levante. Avrete tutti visto che cosa sta succedendo nell'area della fiera. C'è stata la demolizione di alcuni padiglioni della fiera per creare gli specchi d'acqua. Non so se voi vedete, tutta la zona blu è acqua. Quindi il Renzo Piano ha regalato alla città questo progetto che di nuovo crea acqua a ridosso di Corso Quadrio, cioè Corso Quadrio, prima di essere creato Corso Quadrio, era una roccia a picco sul mare. Ecco, poi è stato creato il porto. Ora non si dice di distruggere il porto che si è creato, ma creiamo una zona d'acqua tra la fiera e il porto e la città, in modo da rimettere Genova sul litorale. Ecco, e l'ultima cosa, e questa è l'ultima slide, il porto domani la diga, cioè con la diga, il progetto della nuova diga, ci si spinge ancora di più verso mare, e in modo tale che la città possa svilupparsi. Quello che avevamo detto anche con Renzo Piano quando avevamo fatto l'operazione del porto antico era che la città deve potersi affacciare e sporgere su un porto che però funziona. Grazie. Beh, grazie di nuovo all'ingegner Fabio Capocaccio. Adesso è arrivato il momento di introdurre il prossimo relatore, il professore Giorgio Bavestrello, professore di zoologia, biologo del mare, e attualmente impiegato presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita dell'Università di Genova. Prego, professore, la parola a lei. Bene, molte grazie per avermi invitato, sono contento e anche molto onorato. Vedete, io nella mia ormai lunga vita professionale, che si sta anche avvicinando alla sua conclusione, ho fatto sempre lo zoologo di animali marini e ho cercato animali nuovi, animali interessanti non si sente? Ecco, in molti angoli intorno al mondo, molti angoli remoti. E certo, rispetto al titolo che è stato proposto, mi sarebbe piaciuto raccontarvi le ricerche mie e del mio gruppo in questi posti così remoti e affascinanti, però ho pensato che forse dovevo farmi un po' sfidare anch'io e dedicare questa breve chiacchierata a cosa c'è di interessante da guardare, da trovare anche per uno che fa il mio mestiere, per uno zoologo all'interno del porto di Genova. I porti sono zone
considerate inquinate, certamente. La temperatura dell'acqua è molto diversa dalla temperatura che c'è all'esterno, la salinità può cambiare, le sostanze tossiche, nocive, pensate alle carene delle navi, pensate agli effluenti fognari, possono essere più concentrati. Ecco, un posto inospitale, un ambiente estremo, ma in questo ambiente estremo, ricordando magari molti di voi l'hanno visto, io l'ho visto, un celebre film di qualche anno fa, Jurassic Park, ricordate? Ian Malcolm dice a un certo punto la vita vince sempre. Ebbene, vorrei dimostrarvi come anche in un ambiente così difficile la vita vinca e anche abbia aspetti di particolare interesse. Permettetemi di prendere la cosa un po' alla lontana, ma la questione è veramente interessante, perché alla fine dell'Ottocento, dal 65 al 70, un famoso zoologo leccese, Salvatore Trinchese, che occupa per 5 anni la cattedra di zoologia che io ora occupo indegnamente, in questi 5 anni studia un gruppo di molluschi proprio nel porto di Genova. I molluschi di cui si occupa Trinchese sono animali assolutamente straordinari, bellissimi, delicati. Guardate i disegni che ci offre Trinchese. Certo, abbiamo sentito ora, alla fine Ottocento, è chiaro che il porto di Genova non era quello che è adesso, ma magari per certi aspetti, certe zone erano anche più inquinate, più difficili. Eppure, guardate, Trinchese trova 38 specie di questi affascinanti molluschi, pubblica il volume una volta passato poi all'Università di Bologna, e non soltanto, c'è qualche ragione per cui non vanno avanti le slide? Io ne sto vedendo un'altra. Ah, vabbè, ok. Non soltanto si occupa di biodiversità, ma addirittura di anatomia, insomma, una quantità di studi di altissimo livello, non solo per l'epoca, tutti compiuti su animali trovati all'interno del porto di Genova. Le faune portuali assumono, per arrivare, diciamo così, ai nostri giorni, un nuovo interesse quando a metà degli anni 60 due francesi, due marsigliesi, Pérez e Picard, pubblicano un libro che nel nostro ambito è diventato famosissimo, il Nouveau Manuel de Bionomie Bentique, la distribuzione degli animali in mare a seconda delle condizioni. Ed ecco che Pérez e Picard descrivono soprattutto i fanghi inquinati dei porti e ci trovano dentro una serie di animali particolarmente interessanti. Ma voglio ricordare una gloria della nostra università, il professor Giulio Relini, che è in pensione ma è ancora vivo e vegeto, all'epoca stava al CNR, al laboratorio corrosione dei metalli. Professor Relini, lavorando nel porto, utilizza una tecnica all'epoca innovativa, e cioè piazza dei pannelli. All'epoca si usava l'Eternit, pensate, perché si pensava che fosse totalmente, come dire, atossico. Vabbè, noi abbiamo scoperto qualcosa a questo riguardo, per vedere che cosa si attaccava sopra, no? Ed ecco che nascono, sulla base delle osservazioni di Relini, tutta una serie di quaderni, di pubblicazioni di biodiversità sugli animali portuali che sono estremamente ricchi e che oggi non rappresentano un tesoro. Ma il lavoro nel porto del gruppo è particolarmente interessante, perché posizionando i pannelli a diverse profondità, in diverse zone, in diversi mesi durante l'anno, si riesce a vedere come le faune sono soggette a cambiamento a seconda del fattore spaziale e del fattore temporale. Il porto di Genova rappresenta all'epoca un laboratorio straordinario per la biologia marina, vorrei dire mondiale. Certo, voi sapete che i porti sono zone
dove anche specie aliene, specie non mediterranee, che oggi è un argomento che va tanto di moda, questo, arrivano. Perché arrivano? Beh, perché le navi hanno un fouling, animali che si attaccano alle carene e poi si possono staccare e colonizzare nuovi ambienti, oppure perché ci sono all'interno delle acque di zavorra le larve di questi animali che vengono poi immesse nella nuova zona e lì prosperano. Ecco, qui vedete un'immagine che ci fa vedere come proprio nelle zone portuali, soprattutto guardate Genova e Venezia, ci siano, e Taranto e Napoli, ci siano le maggiori concentrazioni di specie aliene. Vi racconto però una storiella interessante. Un altro zoologo dell'Università di Genova, il professor Corrado Parona, all'inizio del Novecento riceve da un pescatore del porto uno stranissimo pesce che nessuno aveva mai visto. Parona è uno zoologo molto bravo, ma ci studia molto. Questa, quello di sinistra in bianco e nero, è la foto originale di Parona. Cosa sarà mai questo pesce? Beh, dopo un po' di lavoro Parona risolve l'enigma, anche perché esattamente 100 anni prima Antonio Risso nel porto di Nizza aveva trovato un altro di questi pesci. Si tratta di pesci caraibici, in Mediterraneo non si sono mai visti né prima né dopo, che in qualche modo hanno viaggiato all'interno delle acque di zavorra delle navi e sono stati poi in qualche modo sono usciti fuori nel porto di Genova. Vedete come la vita riesce davvero a vincere. Io come dire, su questo potrei raccontarvi tante storie interessanti. Per esempio, quello che vedete in questa immagine è un briozoo, sembra un'alga, ma proprio ancora adesso, cioè nei mesi caldi dell'estate, questo animale, un animale filtratore, si chiama Amazzia verticillata, rappresenta di gran lunga la maggior biomassa animale del porto di Genova ed è una specie che viene dal di fuori del Mediterraneo. Così come questo bellissimo verme tubicolo con queste, io perlomeno li trovo bellissimi, non so voi, ciuffi di branchie che potete vedere nel Porto Vecchio semplicemente, come dire, allungando il collo fuori dalle banchine. Questo animale è diventato comunissimo nel nostro porto ed è un animale che è arrivato dal Mar Rosso. Ci sono poi nel nostro porto delle sorprese. Qui siamo sotto la piazza delle feste, quel pontile che vedete galleggiante, che vedete rappresentato lì, è quello che porta a un locale che si chiama Banano Tsunami. Io non ci sono mai stato al locale, però i miei figli sì, per esempio. Ebbene, sporgendosi tra la banchina della piazza delle feste e il pontile di legno, guardate cosa si vede. Questi sono coralli che si trovano a Portofino a notevoli profondità e che lì hanno trovato il modo di vivere nella popolazione più superficiale che si conosca al mondo. Per noi è stata una manna studiare questi animali, perché capite bene, abbiamo potuto studiarli, come dire, in condizioni estremamente variabili, insomma, no? Cosa succederà quando aumenterà il riscaldamento delle acque? Cosa succederà quando aumenterà l'acidificazione delle acque? E beh, lì ce l'abbiamo già, è veramente un laboratorio vivente, una cosa veramente fantastica. Adesso non voglio farla veramente lunga, ma questo qui è un nostro laureando che ha lavorato lì, ha fatto una tesi che è anche stata premiata dall'Acquario di Genova per la sua originalità. Insomma, queste sono le faune associate. Insomma, il porto di Genova è ancora per uno zoologo, come all'epoca di Trinchese, un posto di straordinarie scoperte. Tant'è che se è importante la divulgazione, la mia università ha organizzato per diversi anni un festival del mare, almeno all'epoca pre-Covid, speriamo che possa
riprenderlo allora. E una delle cose più di successo è stata una cosiddetta passeggiata naturalistica in cui proponevamo alle persone di andare alla ricerca di animali strani intorno al porto. Abbiamo stampato una piccola guida e molte centinaia di ragazzi, ma non soltanto, di famiglie, hanno voluto seguire questa passeggiata, fare questa passeggiata con noi. Abbiamo anche fatto una piantina dove si possono trovare dei punti, dove si possono trovare le cose più interessanti. Ecco qua, insomma, vi ho fatto vedere che Malcolm aveva proprio ragione. Anche nel porto di Genova la vita vince sempre e anche con sorprese veramente inattese. Molte grazie. Ringraziamo il professor Bapestrello per questa interessantissima e vivacissima relazione che ci ha portato proprio nel pieno, nel vivo di questa tavola rotonda. Sicuramente da domani guarderemo il mare con un altro sguardo. Ecco, tra l'altro lei ha già risposto. Esatto, direi che ha raggiunto perfettamente l'obiettivo e ha anche risposto a quella che è la domanda che mi pongo da tempo: che cosa succederà quando aumenterà ulteriormente la temperatura delle nostre acque. Ora, da scaletta e seguendo un filo logico, siamo partiti da un excursus storico parlando di mare, di porto, abbiamo visto un po' più da vicino, anzi molto più da vicino, gli abitanti del mare. Avrei dovuto dare la parola al Beppe Costa e parlare di acquario, come attraverso il mare si fa cultura. In realtà, Beppe, ti chiederei di lasciare la parola a Barbara Amerio, perché poi deve rientrare a un'importante riunione in Confindustria, quindi darei la parola a Barbara Amerio. Grazie Roberta, se la introduci. Sì, allora, Barbara Amerio opera nel settore del diporto con il cantiere di famiglia. Il cantiere si occupa di costruzioni navali ed è specializzato in prodotti innovativi e attenti all'ambiente. Attualmente ricopre la carica di presidente Super Yacht in Confindustria Nautica e da 2 anni è alla guida di Confindustria Imperia, prima donna eletta per entrambi i ruoli della costituzione delle cariche. Prego. Grazie. Oltre a essere imprenditrice, sono anche una donna di mare. Vi racconto una storia che non ha a che fare con i super yacht che costruisco con la mia famiglia. È una storia che nasce da un'amicizia. Ha contribuito a questa amicizia Aida. In questa foto c'è Barbara Borsotto, che ringrazio per l'invito insieme a Tiziana per essere qua oggi. C'è la past president nazionale e insomma ci siamo conosciute sulla barca di Sabina Eroldi. Questa barca è usata dalla biologa marina per fare il whale watching e Sabina mi ha aiutato a far scattare un aiuto in più che si può dare a chi studia il mare. Noi sulle nostre imbarcazioni abbiamo adottato un sistema che spiega i pesci e i cetacei che possiamo incontrare nel Mediterraneo. I diportisti possono avere occhi in più per aiutare la biologia. Ci sono poche barche che studiano il santuario dei cetacei, invece i diportisti che vanno in giro durante l'estate possono fare avvistamenti e con un sistema che abbiamo a bordo lo possono segnalare. Questo è un primo passo di collaborazione che abbiamo fatto con Sabina. Scusate, le slide vanno da sole. Oltre a questo abbiamo rilevato i rumori al di sotto, sottomarini delle nostre imbarcazioni e in un evento che è avvenuto alla Villa Nobel l'anno scorso abbiamo donato questi dati di ricerca che sono stati fatti attraverso Cetena a Volvo Penta, che è una casa produttrice di motori che noi utilizziamo proprio perché li analizzino e capiscano se ci sono aree di miglioramento per le emissioni sonore sott'acqua. Venendo diciamo a collaborare sempre più spesso con Sabina e il gruppo dei ricercatori, Sabina mi ha chiesto di progettare un'imbarcazione
che possa essere una barca passeggeri da 60 persone. Attualmente per fare avvistamento dei cetacei si usano imbarcazioni vetuste e anche, diciamo, inquinanti. Invece noi vorremmo progettare una barca che è stata presentata a Women 2027 sullo scafo di una nostra barca da diporto, 94 piedi, con materiali sostenibili, full electric, che sia in grado di portare sia i ricercatori che gli studenti che i turisti all'interno del santuario dei cetacei senza inquinare, andando in elettrico e facendo base sulle marine che sono quelle della costa, da Monte Carlo a Imperia, dove c'è la maggior concentrazione di avvistamento. In questo caso l'industria viaggia a braccetto con i ricercatori, perché in un'ottica di una industria diversa, sostenibile, bisogna pensare che quello che viene dato in parte deve essere restituito alla comunità. Noi stiamo cercando fondi per questa imbarcazione, però è stata già valutata accettabile per i progetti di Blue Economy che riguardano la comunità europea. I nuovi finanziamenti che possono uscire è già stata, diciamo, inquadrata come progetto accettabile. Grazie. Complimenti Barbara, prima di tutto per le tue cariche prestigiose come rappresentante dell'Associazione Donne Imprenditrici. Mi sento particolarmente orgogliosa di questo, ma soprattutto complimenti per la capacità di innovazione, per la voglia di fare impresa etica e soprattutto per aver posto l'accento su questo principio di restituzione che mi rappresenta molto. Quindi grazie e complimenti. Io avevo previsto una serie di domande alla fine di questa tavola rotonda, però visto che la dottoressa Merio deve lasciarci un po' prima, se qualcuno avesse piacere di farle una domanda, le diamo subito la possibilità di farlo. Direi che Barbara sei stata chiarissima, abbiamo apprezzato molto il tuo intervento. Grazie, non so se ti fermi ancora un po' con noi, ovviamente. Sarà fantastico. Grazie. Allora, tutti invitati al Salone di Genova. Allora, adesso è giunto il momento di presentare il prossimo relatore, Giuseppe Costa. Benvenuto, buonasera. Presidente e amministratore delegato di Costa Edutainment SPA, società che gestisce strutture pubbliche e private dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche, di studio e di ricerca scientifica. Nel 2018 ha ricevuto la nomina di Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Italiana. Prego. Grazie, buongiorno, buonasera. Ho fatto degli interventi tali che spero di essere, non dico all'altezza, ma non distantissimo, quindi complimenti. Volevo parlarvi stasera di una cosa un po' più inusuale, perché normalmente parlo, ahimè, sono uomo di numeri e quindi normalmente do numeri. Invece oggi vorrei parlare di che cosa facciamo anche noi per quello che per l'ambiente che ci circonda. Noi appunto ci occupiamo di una cosa strana che sono gli acquari. Dico strana perché in tutti i momenti dei Covid è scoperto che siamo praticamente gli unici a fare questo mestiere e quindi particolarmente poco aiutati, però questo passa avanti. Siamo fisicamente, abbiamo vari acquari a Genova, a Livorno e a Cattolica, e invece oltremare abbiamo una struttura con animali e delfini, oltre che a Malta. Quindi questo è il mondo di cui ci occupiamo. All'interno di questo poi abbiamo altre strutture ma non attinenti l'acqua. Il nostro nome particolare, divertiamoci imparando, cioè Edutainment, non l'ho coniato io, l'ho coniato un mio cugino. Non vogliamo educare, tra virgolette, nessuno direttamente, non facciamo i professori, per questo ci sono i professori che giustamente
lo fanno molto meglio di noi, però noi vogliamo essere un luogo dove si possa comprendere quello che il mondo ci circonda e come bisogna comportarsi e come si può comportare col mondo che circonda per migliorarlo. Nel nostro tempo divertendosi, cioè con una proposta interattiva e nei possibili divertenti, in maniera tale da coinvolgere anche le nostre future generazioni che si appassionino ai temi che riguardano il mare e ne abbiano rispetto e facciano azioni per salvarlo e preservarlo. L'acquario, la missione dei nostri acquario appunto è quella di sensibilizzare. Qua avete foto dell'acquario di Genova che credo che tutti conosciate. A Cattolica l'abbiamo inaugurato del 2000 e invece Livorno l'abbiamo inaugurato nel 2010. Tanto Cattolica come Livorno sono un recupero di edifici esistenti. Tra l'altro Livorno era un acquario che esisteva, era più piccolo, poi l'architetto Gregotti ha disegnato l'espansione alla fine degli anni 90 e noi l'abbiamo realizzato e completato appunto nel 2010. Importante è i comportamenti responsabili. Noi, come dire, nel 2007 abbiamo iniziato a parlare, facendo mostre all'interno delle queste strutture, parlando di plastica in mare, oggi tema che giustamente è ricordato e conosciuto da tutti, allora non era così, scusate il termine, di moda. Il Mar Mediterraneo nel quale siamo, in cui conoscete tutti, è piccolissimo poi alla fine, è un piccolo lago all'interno di tutto quello che sono gli oceani, però ha una ricchezza impressionante di biodiversità, proprio perché direi piccolo e concentrato, anche diciamo elementi di altre zone del mondo entrano diciamo nel nostro mare, quindi là lo stanno diciamo, contaminando in parte o incrementando secondo come si vuole vedere. L'importante è che bisognerebbe considerarlo giusto come un lago e quindi chiuso, un mare chiuso, e quindi averne ancora più rispetto di quello che si può avere per un grande oceano, dove in teoria le acque si muovono parecchio, ma il Mediterraneo è sostanzialmente, diciamo, abbiamo una bocca piccola, che è quella dello Stretto di Gibilterra, dove poter comunicare con altri oceani. Quindi all'interno delle nostre strutture noi facciamo collaborazioni ovviamente con tutti gli enti di ricerca, con gli enti ufficiali, iniziando dai cetacei. Noi abbiamo nelle nostre strutture a Genova, ospitiamo delfini praticamente dall'apertura dell'acquario, quindi dal 93, e abbiamo fatto recentemente nel 2013 il padiglione cetacei disegnato ovviamente dal nostro architetto Renzo Piano. Però partendo dai delfini che sono esposti, però cerchiamo di raccontare qual è la loro storia, qual è la loro vita, quali sono le loro problematiche di vita e nell'area in cui siamo. E quindi dal 2001 abbiamo creato questo progetto, diciamo, delfini metropolitani, che studiano con rilevazioni in parte venendo anche dai whale watchers, no? di tutti gli animali, perché tutti i delfini, tutti i cetacei sono diversi e a ognuno c'è stato dato un numero o un nome a seconda di alcune caratteristiche. Ovviamente la pinna specialmente e il muso sono diversi anche nei colori ovviamente, ma specialmente per alcuni segni che le distinguono. Questo è per capire un po' l'età, i loro movimenti e le loro eventuali problematiche. Tursiomed per cercare, è un progetto che dopo aver fatto la rilevazione cerca di aiutare nella conservazione, quindi cercare di creare degli ambienti marini migliori, non solo dal punto di vista inquinamento ma anche del traffico, quindi cercare di capire la differenza. Sapete benissimo che con i sonar vengono rilevati i cetacei, quindi attraverso quello capire come si muovono e come si possa aiutarli nella loro vita. E questo insieme ovviamente al WWF, che qua ne sa molto di più la presidente di me, anzi lei sa molto di più dell'acquario di me. Poi abbiamo il progetto Intercet, che invece è un progetto fatto con la regione Liguria per promuovere sempre la condivisione dei dati attraverso varie istituzioni, sempre per studiare gli cetacei e le tartarughe marine. Cetacei vuol dire
anche balene ovviamente, oltre ai delfini. Questo è uno. Un altro tema che seguiamo molto è questo progetto che a me la racconto sempre, che quando faccio presentazioni della costa della nostra città, la testuggine palustre Emis era un piccolo stagno vicino all'aeroporto di Villanova di Albenga, praticamente totalmente inquinato, con pochissime testuggini ormai piccoline, sono lunghe qualche centimetro, in via di estinzione per via dell'inquinamento. Sono state prelevate in natura, portate in acquario, è stato poi pulito lo stagno con fondi regionali, è stato ricreato l'ambiente in maniera tale che potessero essere reinserite, sono state moltiplicate all'interno dell'acquario e dopo diversi anni sono state rimesse internamente in questo adesso non più uno stagno sporco, ma un'area invece popolata non solo da queste piccole testuggini palustri, però con altri animali, e l'abbiamo ricreato perché si cercava di l'estinzione. Questo è un nostro modo di approccio rispetto all'ambiente marino. I nostri visitatori lo sanno, non lo sanno, noi la raccontiamo, però vorremmo spiegare questo processo che si può fare tra pubblico e privato di miglioramento del nostro ambiente. Lo stesso per la patella ferruginea con il progetto Relife, che anche in questo caso qua è stato pulite delle aree, sono state raccolte, portate da noi internamente. Voi non so se sapete, però quello che si vede dell'acquario è circa la metà di quello che è l'acquario nella sua globalità, perché abbiamo altrettante vasche dove poter fare la cura degli animali o preservare degli animali che non verranno mai esposti. Un altro tema ovviamente sono quelli degli squali, sui quali siamo da tempo molto impegnati, perché gli squali sono raccontati più nei film, no? Quindi cattivi animali, mentre voi sapete che noi ne ammazziamo molti di più, non noi presenti qua ovviamente, ma come esseri umani, specialmente perché in Oriente la pinna di squalo è considerata molto prodigiosa per alcune attività e quindi vengono letteralmente pescati, gli viene tolta la pinna e poi vengono ricacciati in mare e di fatto senza la pinna non possono più vivere, saranno pasto di altri squali. È una cosa, diciamo, anche questo che cerchiamo di divulgare nelle nostre strutture e raccontarla insieme ad ovviamente altri acquari nel mondo. E quindi ci sono alcune specie di squali che sono arrivate a rischio di estinzione e insieme ad altri acquari in giro per il mondo cerchiamo di riprodurli e di poi rimetterli in natura quanto prima. Un altro tema è fin dal 93 che si è incominciato a recupero delle tartarughe. Purtroppo sapete, diciamo, parlavamo tanto di mare, il mare ha tantissimi pregi, poterci navigare sopra, poterci nuotare. Con le barche che utilizziamo noi spesso purtroppo tagliamo con le eliche il carapace delle tartarughe, no? E quelle purtroppo poi non sopravvivono, o cerchiamo di raccoglierle, quelle che vengono pescate anche con le reti dai pescatori, arrivano in acquario, non solo quello di Genova ma anche quello di Cattolica e quello di Livorno, e vengono curate e poi quanto prima rimesse in natura. Tra l'altro se avessimo fatto questo convegno quando doveva essere, avrei potuto dire che recentemente ne abbiamo fatte, giusto anche in periodo di pandemia, ne abbiamo fatte 3 da Genova, rimmissioni, e per noi è un successo. Purtroppo di queste, pensate, ne vedete nell'acqua di Genova solo una, chiamata Elica, purtroppo, perché era stata tagliata a carapace una volta, curata, riportata in mare, tanto gli mettiamo un sensore per riconoscerlo, per vedere come si muove, continuare a studiarla. Purtroppo è ristata di nuovo un'altra volta ferita e ormai non riesce più a nuotare, cioè ha perso un po' di mobilità, quindi purtroppo vive da noi nelle nostre vasche qua. Altre invece sono state, diciamo, impropriamente portate magari in Italia, che non dovevano essere portate, come abbiamo a Livorno 2 tartarughe che erano un tempo era stata a Genova, una che si chiama Cuba e l'altra Ari, che
che sono single perché non sono autoctone, vengono da altre parti della terra, impropriamente, ripeto, portate, e quindi come tale una delle due era un magistrato che se l'è portata dietro, quindi diciamo, la cultura non capiva che cosa si era preso, una tartarughina, poi è diventata immensa, e ormai è da noi da tanti anni, e non possiamo rimetterla in natura perché anche nel luogo di origine dicono ma no, è impossibile averla, che sia stata rubata da noi, e questa cosa che invece possiamo dire soltanto in questi giorni, a settembre è stata trovata una piccola tartaruga marina di una specie caretta che è inusuale per l'area dove è stata trovata qua in Liguria, e quindi peraltro collaboriamo ovviamente con la Capitaneria di Porto, senza la quale noi non potremo recuperare tanti animali, ma specialmente rimetterli in natura perché vengono depositati e condotti in maniera tale, in tutta sicurezza, che possano quanto prima essere rimesse. Questo, il essere rimessi in natura, per noi è veramente fondamentale. Poi purtroppo abbiamo vari, appunto, non solo tartarughe, ma altre, quindi non solo elementi marini, ma altri animali che vengono, specialmente serpenti. Non abbiamo mai, tra l'altro, comprato un serpente in acquario, ma abbiamo tanti serpenti, tutti recuperati anche nel Bisagno o nel Polcevera, abbandonati, o anche nei giardini del Righi. Abbandonati, e quindi ce li portano quelli che adesso si chiamavano CITES, adesso carabinieri del corpo forestale, per poterli mantenere in vita. Non si possono rimettere in natura perché, diciamo, creerebbero problemi ad altre specie. Uno degli ultimi temi sono i coralli. I coralli, siamo specialisti nella creazione di coralli, quindi da coralli piccolissimi li creiamo, li sviluppiamo. Peraltro in epoca di Covid abbiamo dovuto smontare una bellissima vasca di coralli che oggi non la potete vedere, ma stiamo lavorando dietro per rimetterla, e presto sarà di nuovo visibile dopo alcune modifiche strutturali che andavano fatte. D'altra parte l'acquario è nato, come è stato detto, nel 92, e quindi alcune vasche hanno 30 anni o quasi, e quindi iniziano col sale a avere problemi. Un'altra cosa che abbiamo fatto durante il lockdown, in uno dei momenti dell'estate scorsa in cui si poteva vedere, o si pensava si potesse vedere facilmente, insieme all'Università di Milano Bicocca abbiamo fatto questo progetto legato alle isole Maldive. Sapete che tanti anni fa c'erano state degli tsunami che avevano distrutto, e anche il riscaldamento aveva distrutto i coralli lì, e quindi noi abbiamo creato una base insieme all'Università della Bicocca in cui degli italiani, ragazzi, studenti loro o nostri collaboratori possono andare e cercare di ricreare l'ambiente corallifero come era prima, e ovviamente portando qua l'esperienza, e quindi questo, se volete andare alle Maldive, lo potete vedere, questo Mare Center che è già presente, già attivo. Abbiamo questa bellissima collaborazione con l'Università della Bicocca. Ultimo tema, diciamo, cerchiamo di sensibilizzare sui cambiamenti climatici. Quest'anno abbiamo lanciato questa campagna europea, dovrebbe raccogliere diverse centinaia di migliaia di firme, l'abbiamo divulgato. Siamo a metà strada, mi sembra, del cammino, di quelle necessarie per promulgare una norma all'interno dell'Unione Europea che cerchi di fare sì che si salvaguardi l'innalzamento, o meglio detto, si eviti l'innalzamento ulteriore delle temperature marine. Con questo ho raccontato quello che facciamo, a parte numeri economici, e questa è una cosa che ovviamente ci appassiona a tutti. Grazie. Grazie Beppe per averci fatti partecipi di questi nuovi interessantissimi progetti. Certo il Covid non vi ha fermato, anzi direi che la vostra progettualità è assolutamente cresciuta. Riesci a essere brillante e interessante quando parli di numeri, ma questa sera lo sei stato particolarmente. E adesso passiamo dal punto di vista delle associazioni di categoria, invitando a parlare dottor Giampaolo Botta. Grazie per essere qua con noi. Roberta, Sì. lo introduci?
Giampaolo Botta è direttore generale di Spediporto dal 2010 a oggi, la più importante organizzazione rappresentativa del settore delle spedizioni internazionali con 330 aziende, 11.200 dipendenti e oltre 3 miliardi di euro di fatturato totale. Inoltre è rappresentante del CISM, Comitato Interministeriale per la Sicurezza Marittima presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Prego, a lei la parola. Grazie. Permettetemi prima di tutto di ringraziare Tiziana Lazzari e Aida per questo gentile invito a partecipare a questo momento celebrativo dell'eccellenza femminile delle professioni, quindi complimenti anche alla dottoressa Bianchi. E consentitemi proprio di partire da lei, che ha fatto della comunicazione una professione, prima ancora sicuramente una passione, e attraverso la sua passione e la comunicazione ha saputo portare nelle case di tanti italiani, all'interno di tante famiglie, momenti di cultura, momenti di riflessione su quella che è la storia e la bellezza dei territori e tutto quello che lungo la sua carriera ha trattato. Bene, io penso che oggi sia importante comunicare, informare in relazione a quello che il porto di Genova può dare non soltanto a Genova e al suo territorio, ma all'Italia. E quindi io mi trovo molto d'accordo con alcune considerazioni che ho sentito sviluppare dalla professoressa Eraldi nel suo intervento. Genova non è soltanto una città del nord Italia. Genova può ambire a diventare una città cuore pulsante dell'Europa. Questo ritrovando vocazioni antiche, quali quelle che sono state narrate così bene, con tante anche mostrando anche delle cartine estremamente belle dall'ingegner Capocaccia. Genova deve saper ritrovare le proprie vocazioni, le proprie ambizioni, e così come queste ambizioni e queste vocazioni sono state ben descritte e illustrate dalla storia, ai contemporanei l'onere e l'onore anche di portare Genova nel futuro. E quindi il nostro tema, il tema che mi piacerebbe poi vedere affrontato anche da associazioni come la vostra, è come arrivare a comunicare il ruolo che Genova ha per l'economia del nostro territorio, per l'economia nazionale e forse anche per quella europea. Il nostro ruolo di imprenditori, di uomini di associazione e di impresa è quello di aprire a delle riflessioni. Ebbene, nell'intervento dell'ingegner Capocaccia si è parlato della necessità che nella storia il porto ha avuto di espandersi, di trovare spazi. Ebbene, oggi il porto non ha soltanto bisogno di trovare spazi fisici, quindi nuove banchine o dei retroporti, ma ha bisogno di trovare spazi comunicativi e spazi informatici. Oggi l'economia si fa anche attraverso i canali informatici, attraverso le web community, attraverso l'e-commerce, attraverso quelle che sono le piattaforme di business to business, di business to consumer. E quindi il tema che oggi la comunicazione, il ruolo che oggi la comunicazione può avere nel promuovere non soltanto il territorio, ma tutte le sue peculiarità, eccellenze, e quella portuale è un'eccellenza di questo territorio, all'interno della quale ci sono tante eccellenze femminili, penso sia estremamente importante, anche per andare oltre un limite culturale che noi genovesi prima di tutto abbiamo, che ospitare il porto sia un sacrificio per la città, sia un sacrificio per i genovesi. Così non è, assolutamente no. Il porto di Genova è l'asset strategico della città, del nostro paese, per il futuro di migliaia di giovani e per il futuro delle generazioni che verranno. Sono stati citati qua e là qualche dato. Noi oggi il porto di Genova dà occupazione a 56.000 persone, tra dirette e indirette. Io penso che Genova, facendo scelte intelligenti, di strategia e di prospettiva, possa ambire a raddoppiare questi numeri, avvicinandosi a quello che ha fatto, per esempio, Barcellona molto bene negli ultimi 20 anni. Da città portuale sacrificata si è saputa rilanciare, è diventata una città portuale di turismo, come è Genova, di commercio, di relazioni internazionali, di cultura, come siamo noi, e di business.
Ecco, facendo questo Barcellona negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, dà occupazione ad oltre 150.000 persone ed è diventato un porto strategico per il Mediterraneo, superando purtroppo anche Genova. Allora noi abbiamo la necessità con la comunità imprenditoriale, con la comunità intellettuale, con chi fa comunicazione, di far arrivare informazioni utili non soltanto al territorio, e queste informazioni devono essere: la portualità è centrale nello sviluppo di questo paese, perché è logistica, perché significa portare merci, e quando porti merci vuol dire che metti in contatto culture. Il nostro export è un esempio di come la cultura italiana sia arrivata nel mondo con la pasta, con il pesto, con tutte quelle che sono le eccellenze del nostro territorio. Quindi saper comunicare queste cose è importante, e sapere come si arriva a trasferire questi beni nel mondo è altrettanto importante, perché c'è tanta professionalità, c'è tanta, la cultura marittima antica che è stata citata oggi è diventata cultura commerciale, e noi abbiamo bisogno di farla sapere, anche perché, e qua concludo, dobbiamo stimolare i giovani a, è vero, fare esperienza all'estero, ma poi a mettere e a sommare la loro esperienza estera con la passione per il loro territorio, per diventare poi classe dirigente di questo territorio, e così facendo affermare la supremazia della nostra economia non soltanto a livello nazionale ma internazionale. Quindi viva la comunicazione, soprattutto se fatta bene, con nomi di eccellenza come il suo, e grazie per l'invito. Grazie Giampaolo, non ci poteva essere una chiosa migliore con questo messaggio di entusiasmo. Accogliamo, lo dico come presidente di AIDA, con molto piacere il tuo invito a far sì che Genova recuperi la sua vera vocazione. Il porto deve diventare sicuramente centrale e Genova deve diventare sempre di più una città internazionale, perché ha le potenzialità per farlo. E approfitto a questo punto per dirvi che oggi AIDA Delegazione Liguria è una delegazione molto forte. Siamo cresciute, abbiamo approfittato del Covid per aumentare il nostro effettivo, e oggi siamo ben 87 soci che rappresentano Genova e tutta la Liguria, da Levante a Ponente, tutte donne imprenditrici, professioniste che svolgono la professione con un taglio imprenditoriale, tutte molto motivate, che credono in Genova e nella Liguria, disposte a fare rete, a puntare sulla formazione e a motivare i nostri giovani, come ha detto qualcuno prima, non tanto a rimanere, ecco, magari andare fuori per formarsi, per poi ritornare e potenziare sempre di più la nostra città. Ecco. Quindi grazie del tuo intervento, e ora, prima di dare spazio alle domande e arrivare un po' alle conclusioni di questo pomeriggio, che personalmente ho trovato veramente arricchente e molto costruttivo, approfitto della presenza in sala del presidente della stazione marittima, l'amico Ricky Solimena, che certamente sul rapporto tra la città e il porto ha qualcosa da dirci. Io poi sono particolarmente interessata al discorso del waterfront, perché seguo i lavori dal balcone di casa mia. Ecco. Grazie Ricky, se vorrai raccontarci qualcosa. Buonasera a tutti e grazie per avermi invitato. Allora, vi posso parlare del porto passeggeri, che è quello specchio d'acqua che va dal Museo del Galata fino alla Lanterna. È un porto soltanto passeggeri, quindi crociere e traghetti, che è gestito da Stazioni Marittime, che è un concessionario dell'autority portuale. Quando sono stato chiamato dagli azionisti pubblici a far parte del consiglio di amministrazione di questa società di cui oggi sono presidente, c'era una domanda di recesso del Comune di Genova dalla società. Il Comune di Genova è un socio di minoranza, ma la precedente amministrazione riteneva non strategica questa partecipazione e pertanto aveva fatto la domanda di recesso, che è una domanda lecita che qualunque socio può fare da una società. E devo dire che il sindaco Bucci, che era stato appena eletto, ha ritirato immediatamente questa domanda di recesso ed è diventato un socio di riferimento molto importante per noi, perché ha dato
una svolta di integrazione. Una svolta di integrazione in questo senso che abbiamo pensato col sindaco e soprattutto con l'assessore Gaggero di portare i croceristi in città. I croceristi spesso venivano messi su dei pullman e portati all'outlet. Invece ci siamo impegnati molto a far conoscere loro la città. Ora, le zone intorno al porto non sono mai in nessuna città del mondo, sono tranquille. Quindi abbiamo organizzato intanto dei totem elettronici per cui come sbarcano hanno possibilità soltanto in lingua, non soltanto in lingua italiana e inglese, ma anche in diverse lingue, di verificare quali sono i luoghi di interesse, eccetera. E poi siamo riusciti a segnare per terra dei percorsi, uno più breve che porta dalla stazione marittima fino a Palazzo San Giorgio e poi va al Porto Antico, quindi permette loro di vedere tutta la zona del Porto Antico, oltre quella del porto passeggeri che devono transitare. Ma soprattutto abbiamo fatto un percorso che li porta fino a Principe e fa fare una parte del centro storico. Questo è stato molto importante perché dà modo di un'integrazione non solo della nostra città, dei nostri cittadini, ma di un'integrazione di quelli che vengono da fuori e che quindi hanno la possibilità di conoscere Genova, perché la grande risorsa sono, noi abbiamo fatto prima del 2019, nel 2019 abbiamo fatto 1 milione di passeggeri solo di crociere. Quindi questo vogliono dire, le crociere viaggiano con 5.000 persone, quindi vogliono dire sbarchi molto importanti, non che tutti poi vadano in città, ma comunque è una grande risorsa anche per gli esercenti commerciali, eccetera. Io credo in questa integrazione e ci credo al punto che poi mi hanno nominato presidente, quindi questo è un progetto che non è partito soltanto da me. Credo molto in questa integrazione e sono arrivato al punto che ho convinto i miei consiglieri a creare un Terminal 2, proprio perché crediamo nello sviluppo del sistema croceristico. Non dobbiamo farci superare da Barcellona o da altre città, quantomeno nel Mediterraneo. Non abbiamo gli spazi di Miami, però allora ho convinto il mio consiglio e sono riuscito a far votare all'unanimità l'affitto per un lungo periodo di 5 o 6 mila metri nel nuovo NBIC. Stazione marittima, visto dalla città, confina ad angolo retto con NBIC. NBIC è stata data in concessione per 99 anni a un imprenditore lombardo che ne farà uno spazio plurifunzionale con un albergo, un centro direzionale. Non ci faranno per fortuna centri commerciali. E la società che presiedo ha preso in affitto l'ala confinante verso stazioni marittime e parliamo di 6.000 metri, sarà un terminal dedicato a navi grandi e sarà un terminal su 2 piani, per cui ci sarà un check-in a un pian terreno e poi i croceristi saliranno al piano superiore e la sovrintendente ci ha concesso una banchina di raccordo, per cui sarà anche molto funzionale perché e arriva l'integrazione. Perché? Perché NBIC sarà aperta come diventerà un palazzo ducale del mare, del porto, quindi ci sarà un'integrazione come qua. Noi siamo venuti qua oggi, c'erano dei turisti che guardavano il palazzo e quindi i nostri croceristi prima di imbarcarsi avranno modo di girare per la zona, di girare per vedere NBIC come funziona e come funzionerà. Sarà una grande innovazione per la zona del porto passeggeri e non solo, anche per Porto Antico, come lo è stato il Ducale che ha dato vita di nuovo a una parte del centro che era un po' così. Ultimo accenno, in stazioni marittime
tutta la direttrice generale è una donna, gli uffici amministrativi ho solo dipendenti femminili, così come la mia segreteria e la segreteria dell'amministratore delegato. Quindi siamo tutti con voi. Grazie per avermi invitato e per avermi interrogato. Grazie del tuo intervento, veramente molto interessante. E adesso, in attesa che arrivi il nostro sindaco per il momento più importante della giornata, romperai un po' gli schemi e darai comunque la parola alla dottoressa Donatella Bianchi, che meglio di chiunque altro direi può trarre qualche conclusione da questo pomeriggio. Grazie Donatella. Grazie, non oso concludere. Tutti gli interventi estremamente qualificati che mi hanno preceduta vi hanno dipinto quella che è questa realtà ligure genovese. Consentitemi innanzitutto di ringraziare Tiziana Lazzari, di ringraziare Aida e di rivolgere un pensiero all'architetto Riccardo Giordano, che non è qui con noi, ma che in fondo è nel nostro cuore e in qualche modo la vogliamo ricordare in un momento come questo. Siamo qui al terzo tentativo, cara Tiziana, ce l'abbiamo fatta alla fine a ritrovarci, a organizzare questo momento di incontro e di confronto. Io ringrazio anche l'assessore Ilaria Cavo, non è più qui mi pare, ma la ringrazio per le bellissime parole che ha speso. Naturalmente lavorare in squadra, fare squadra, cercare di essere in sintonia su quelle che sono le visioni, anche i progetti, credo sia fondamentale per le istituzioni e per le amministrazioni. Io ho ascoltato con molta attenzione tutti i vostri interventi, ho provato a prendere appunti, ma sarò veramente molto breve nel mio intervento. Guardiamo solo alla giornata di oggi e poi vi spiegherò più o meno qual è il mio pensiero rispetto a tutte le parole che ho ascoltato. Oggi noi celebriamo una notizia importante che è quella che ci arriva dall'Europa, che ci dice che il PIL europeo è ripartito e quindi il nostro è un continente sano dal punto di vista economico. Forse ce la faremo a ritornare a quelli che erano i modelli economici, la nostra forza economica del passato. E questa è la buona notizia. Intanto saluto il sindaco di Genova che, se non vedo male da lontano, ci ha raggiunto. Signor sindaco, buonasera e benvenuto. Ma c'è un'altra notizia oggi. Vuoi dire qualcosa tu, Tiziana? Scusami, perdonami per ringraziare. Diamo il benvenuto al nostro sindaco, dottor Mario Butti. Sì, scusate l'emozione. Comunque ti direi di continuare. Siamo in chiusura del nostro convegno. Marco, ti chiediamo qualche minuto di pazienza per poi procedere alla consegna del premio. Grazie. Sì, sarò veramente molto rapida. No, sei perfetto, guarda, in perfetto orario. Sono partita dalla buona notizia, perché cerco sempre di essere molto positiva nelle mie riflessioni, ma devo necessariamente passare per quella cattiva. 1500 delfini massacrati, trucidati alle Isole Faroe, per una pratica assolutamente barbara che si porta avanti nel tempo, nonostante ormai nemmeno le comunità locali di quelle piccole isole interessi più di tanto. Si faceva nel tempo per come dire, creare quel necessario approvvigionamento di carne per poi i mesi più difficili, ma oggi anche lì ci si nutre, grazie al cielo, d'altro. E questa è una barbarie. E questo ci dice quanto, no, il nostro pianeta in fondo sia oggi in affanno nel tentativo di ripartire dopo una pandemia che ha messo veramente a dura prova la nostra specie e quindi ci ha reso e ci ha fatto scoprire così tanto fragili, così tanto vulnerabili, ma ce la faremo perché stiamo dimostrando di essere dal punto di vista economico resilienti, quindi forse ripartiremo, ma dall'altra siamo ancora dei cacciatori, forse dei criminali, perché per me questi sono crimini contro la natura, sono crimini contro l'ambiente e come tali vanno definiti. Ed è qui che noi dobbiamo cominciare a ragionare su quella visione strategica di un futuro
che oggi per molti porta un titolo che viene richiamato spesso, transizione ecologica. Che cosa significa transizione ecologica? Dove ci porterà questa transizione ecologica? E perché Genova è la città ideale per fare questa riflessione? Lo abbiamo sentito negli interventi di oggi. Abbiamo parlato di un porto, di una città che sono estremamente connessi tra loro, di un porto che nell'anno 1000 ovviamente ospitava molte galee, no? Quindi un porto che ha rappresentato quell'inizio di un percorso, di un viaggio verso la ricchezza, verso l'affermazione nel Mediterraneo e non solo, anche fuori dal Mediterraneo, di questa città e della sua gente. Poi però a un certo punto qualcosa si rompe, nonostante nel 1600, ora non ricordo la data, ancora con la costruzione del Molo Nuovo la città si espandeva, quindi cresceva attorno a questo suo porto, poi qualcosa accade nel 1800, verso la fine del 1800, quando nascono le dogane, si alzano i muri, arrivano i motori e tutto cambia e tutto diventa più veloce e inizia quell'epoca industriale che oggi ci porta a parlare di antropocene, che è un'era geologica nuova con la quale noi ci dobbiamo misurare e rispetto alla quale dobbiamo imparare ad essere un po' più protagonisti. E qui entra in gioco la transizione ecologica. In una città come Genova, che coerentemente, correttamente vuole vedere ancora di nuovo crescere il suo porto, ma che lo deve fare senza immaginare di andare a consumare il suolo o a distruggere ecosistemi. Deve imparare, ed è quello che ha fatto in questi anni, in questo tempo, grazie anche a architetti lungimiranti come Renzo Piano, a riqualificare quello che già esiste e a ripristinare gli habitat, gli ecosistemi che sono stati compromessi e danneggiati. Abbiamo sentito quanta vita c'è in un porto, quanta biodiversità. Ci siamo immersi un po' tutti alla ricerca delle polpesse piuttosto che di quei predatori, soprattutto notturni, che troviamo nei porti. Beh, oggi è sempre più difficile per queste specie vivere anche in quei porti, eppure durante la pandemia e durante il lockdown sono tornati a trovarci. Gli animali si sono avvicinati alle nostre case, i calamari si avvicinavano e gironzolavano per le piscine di Ponza piuttosto che le verdesche sotto alle barche a Cala Galera. Abbiamo veramente assistito a uno spettacolo di una natura che tornava ad avvicinarsi all'uomo. Oggi stiamo ripartendo. Come ripartiremo? Ecco, secondo me Genova, per la sua storia recente, per le sue sensibilità, per quello che ho ascoltato oggi, per il fatto che banalmente ha un ministro della transizione ecologica che si chiama Roberto Cingolani e che è genovese, deve diventare capitale della transizione ecologica, deve recepire questa sfida, deve in qualche modo essere anche al centro di quello che è un Green Deal, che prevede roadmap ben precise. La transizione ecologica non è a costo zero, deve avere obiettivi certi, misurabili, anche a breve scadenza, perché noi dobbiamo sapere dove siamo arrivati e dove dobbiamo andare, perché la neutralità climatica è imprescindibile e allora i porti devono essere sostenibili, le attività economiche devono essere sostenibili, i nostri modelli devono passare da un approccio lineare, di un'economia lineare come quello di oggi, basato solo sui consumi ed energivoro, a modelli circolari, molto più sostenibili, e devono investire sui giovani. I giovani tra 10 anni faranno mestieri che noi oggi nemmeno possiamo immaginare. E questa, che è la capitale dell'intelligenza artificiale, che è la capitale di un certo tipo di produzione che abbiamo esportato in tutto il mondo, che magari talvolta nemmeno ci viene riconosciuta. Pensate al jeans, che è stato al centro di una bellissima iniziativa nelle settimane passate. Ecco, i nostri giovani devono potersi formare, ma lo faranno se chi sceglie oggi, e noi siamo quelli che per i primi sappiamo, abbiamo gli elementi finalmente per decidere qual è la strada da intraprendere, se li indirizzerà nella strada giusta. Grazie quindi di questo premio, tanti auguri a Genova naturalmente, e lo dico anche da ambasciatore di Genova nel mondo. Grazie davvero. Grazie Donatella. Adesso tra pochi minuti consegneremo il nostro premio AITA.
Ma prima di questo voglio ringraziare a nome di AIDA, del mio consiglio direttivo, di tutte le associate, i relatori estremamente qualificati, qualificanti, che hanno affrontato oggi il tema del mare, del porto, come realtà che sicuramente si sfidano e che devono dialogare per dare un futuro sempre più roseo alla nostra città. Adesso inviterei il nostro sindaco Marco Bucci per un indirizzo di saluto e qualche considerazione su un tema ovviamente a lui molto caro. Grazie per essere con noi e per la puntualità. Mi stava già venendo un attacco di fibrillazione e cercavo in tutti i modi qualche domanda che sicuramente ci sarebbe stata. Grazie per essere qua con noi. Beh, innanzitutto grazie a voi. Non potevo mancare a questo appuntamento. Poi sentendo parlare da Donatella, certo mi è venuto, avrei tantissime cose da dire, preparatevi e stare qui 2 ore perlomeno. Allora, vediamo, prima di tutto complimenti. Complimenti a Donatella Bianchi, ambasciatrice di Genova, presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, tantissime altre cose. Lei non lo sa, ma io sono parecchi anni, anche quando ero in America, che cercavo il sabato, c'erano 6 ore di differenza, di sintonizzarmi alle 2 del pomeriggio, d'estate, quando c'era il programma sul mare, perché è bellissimo, ci sono delle cose incredibili in quel programma. Non so quanti anni sono che lo fate, ma il fatto che lo facciate da tanti anni vuol dire che ha avuto successo e io lo vedevo sempre, tuttora lo vedo, perché c'è anche adesso. Quindi complimenti per tutte queste attività. Quindi il premio non poteva essere assegnato meglio di come avete fatto, complimenti a voi. Su AIDA, ci conosciamo da tanto tempo, io so che voi fate veramente un bel lavoro nella società, noi confidiamo su questo, noi vogliamo che ci sia la presenza femminile allo stesso livello della presenza maschile, quindi ci battiamo per questo. Voi sapete che il Comune di Genova può avere il vanto di avere il 57% di donne rispetto ai maschi, e nella dirigenza, cioè in tutti i livelli da dirigente, noi siamo addirittura al 67% donne rispetto ai maschi, quindi voglio dire, e gli stipendi sono tutti assolutamente uguali per legge. Quindi dal punto di vista della parità noi siamo veramente un benchmarking da questo punto di vista come amministrazione comunale. Detto questo però io so che ci sono delle grosse difficoltà da superare, c'è tanto da fare, per cui tutto quello che si può fare per far sì che le donne occupino il posto che si meritano all'interno di tutte le strutture, sia private che pubbliche, è un'azione che dobbiamo fare tutti assieme. Io sapete che sono da questa parte, dobbiamo lavorarci tutti quanti assieme. Detto questo, approfittiamone invece per far sì che le donne assumino un ruolo primario da leaders, ok? Da leaders in questa cosiddetta transizione ecologica, che è, come sapete, uno dei io dico che oltre alla digitalizzazione è il principale tema con cui i fondi europei, il PNRR, Next EU e tutto quello che voi volete chiamare, io dico soltanto i prossimi 5-10 anni, saranno giocati. Noi dobbiamo partecipare a questo, anche se, non anche, in aggiunta al fatto che è un compito nostro come persona umana. Io ho fatto il Boy Scout e ne sono assolutamente orgoglioso per 15 anni, e da noi si diceva devi lasciare il mondo migliore di come l'hai trovato, ed è essenzialmente il discorso che dobbiamo fare tutti. Dobbiamo lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato, per noi e per i nostri figli. Questo è un messaggio assolutamente fondamentale. Questo non vuol dire che non dobbiamo lavorare, che non dobbiamo fare il porto, che non dobbiamo fare l'industria, ma dobbiamo trovare il modo di fare queste cose in maniera compatibile con il rispetto dell'ambiente. Questo è il succo del discorso. Ora, io sono assolutamente convinto che si possa fare e vi do un esempio che penso quelli che hanno i capelli bianchi come me sicuramente hanno vissuto. Quando io avevo 10 anni, cioè negli anni dal 1970, quando cominciavo ad andare al mare, anche prima un po', però ai miei tempi nel 70 io vivevo a Nervi, l'acqua del mare era gialla, non so se ve lo ricordate, era pieno di sporcizia e addirittura sulle sassi non si poteva nemmeno camminare perché c'era la cosiddetta morchia, non so se ve lo ricordate, quelle cose nere che si attaccavano ai piedi, poi bisogna andare a casa dalla mamma a pulirsele con l'alcol, la benzina e così via, che erano i resti dei lavaggi delle petroliere. Bene, oggi noi abbiamo il più alto numero in Italia, qui a Genova, di bandiere blu. Abbiamo il mare più bello in assoluto. Quindi l'uomo,
l'uomo in senso di genere umano, la nostra società civile, è riuscita a migliorare a un disastro che aveva già provocato. Quindi questo mi dà la forza di poter dire che possiamo farcela. Anche se vediamo notizie difficili da capire, tipo ad esempio se si alza di 2 o 3 gradi la temperatura, a Genova rimarrà solo la collina di Carignano, non perché ci abitiamo noi, però insomma voglio dire, sono brutte notizie queste. No, dobbiamo riuscire a risolvere il problema e dobbiamo farcela. Allora, c'è tutta una transizione, come si dice, da pianificare e da vedere, però è qui dove abbiamo bisogno che ci giochiamo il futuro. È qui dove abbiamo bisogno che le persone, uomini e donne, che vogliono veramente lasciare il segno di quello che hanno fatto, devono vederla in quest'ottica, devono vedere le possibilità di impresa e le possibilità anche ovviamente di amministrazione pubblica per chi sta nell'amministrazione pubblica per riuscire a raggiungere questi risultati. Guardate, le possibilità sono enormi. In una conversazione con Roberto Cirgolani di circa, mi sembra tra dicembre e gennaio, abbiamo tirato fuori in 2 ore il progetto del porto ecosostenibile. Il porto di Genova vuole essere il primo porto in Europa a essere completamente ecosostenibile, ovvero sia totalmente decarbonizzato, ovviamente risolvendo anche tutti gli altri problemi. Ecco, si può fare, abbiamo trovato il modo per farlo, e il modo per farlo vuol dire che quando le navi entrano nel porto assolutamente non devono più utilizzare carburante e tutte le macchine, quando sono dentro il porto, ovviamente devono stare in plug-in, come si dice, con la presa di corrente, ok? E tutte le macchine che sono sulle banchine e tutti gli strumenti che sono sulle banchine, gli edifici che sono sulle banchine, devono assolutamente utilizzare energia verde. Si può fare, ce la possiamo fare con pannelli solari, con l'uso delle onde, con l'uso col riciclo, qui l'economia circolare ci viene in aiuto, con il riciclo dei rifiuti. La plastica può produrre idrogeno, la carta, le foglie, gli alberi, eccetera, i rami, no? Tutte quelle cose lì possono produrre fibra di carbonio e così via. Cioè c'è la possibilità di fare tutte queste cose. Ci vogliono grandi investimenti, ma gli investimenti ce li abbiamo. Giochiamoci questa carta, perché veramente possiamo fare una cosa importante. Dopodiché dal porto, una volta che abbiamo fatto il porto ecosostenibile, 2026, cominciamo a fare la città ecosostenibile, cioè ci allarghiamo a tutta la città. Ed ecco lì che tra il 30 e il 32 noi abbiamo veramente la possibilità di avere Genova nel suo complesso come una città che lavora sull'economia circolare ed è completamente decarbonizzata, che è il problema più grosso che noi abbiamo oggi. Questo piano esiste, sta per essere finanziato completamente, impegniamoci tutti per riuscire a risolvere il problema. Questo volevo agganciare sulla discussione, l'invito era troppo forte per poter dire di no. Poi comunque, io che vado in barcavela anche d'inverno, vi assicuro che davanti a Mologiano, quest'inverno, ho visto 4 delfini, ed era gennaio, ed erano lì dentro il porto. Tra l'altro è obbligatorio per tutti quelli che vanno in mare, appena si vedono i delfini, di chiamare subito la capitaneria, perché probabilmente poi non sanno neanche come uscire dal porto, che è complessa la cosa. Però voglio dire, c'erano da noi, ecco. Abbiamo veramente una situazione ambientale fantastica da un certo punto di vista, non possiamo rovinare quel territorio che dobbiamo lasciare ai nostri figli. E concludo, perché mi fanno dei brutti segni, no, sto scherzando, e concludo dicendo che a Donatella va riconosciuto il merito di aver sempre difeso l'ambiente e soprattutto l'ambiente del mare. Ecco, io sono un amministratore pubblico adesso, negli ultimi 4 anni, ho sempre lavorato nel privato, come sapete, però secondo me c'è un messaggio importante che dobbiamo mandare a chi ci governa, a Roma e al nostro sistema pubblico di amministrazione. Abbiamo più di 7.000 chilometri di coste e Donatella è uno dei grandi testimoni che ce li ha fatti conoscere. Ecco, ma è mai possibile che non ci sia un Ministero del Mare, che non ci siano persone che si occupano della Blue Economy? L'85% delle merci al mondo viaggia per mare. Tutti i vostri telefonini sono stati almeno 2 o 3 settimane su una nave prima di arrivare qui in Italia, per non parlare di tutto il resto. Cioè, la gente non lo sa, o perlomeno non si fa caso a questo, perché sono cose che sappiamo da anni, eppure sono molto importanti. Noi abbiamo un territorio enorme, eccezionale, con una ricchezza incredibile,
e non lo sfruttiamo da questo punto di vista e non lo proteggiamo, perché oltre a sfruttarlo bisogna poi proteggerlo. I nostri 7.500 km di coste sono la nostra ricchezza. Dobbiamo investire, proteggerle e far sì che diventino sempre più belle. Questo secondo me è il messaggio che viene oggi da voi, dal fatto che Donatella ha preso il premio e dal fatto che la città di Genova si pone veramente al leading edge, cioè si pone all'avanguardia per proteggere il suo mare, il mare che gli ha consentito di vivere così bene. Nel 1620, ai tempi di Rubens, Genova era la città più ricca del mondo. I soldi che c'erano a Genova non c'erano da nessun'altra parte. Poi abbiamo avuto qualche problema, però possiamo ritornare dico bene, a essere la città più... Ora come ora nelle banche di soldi ce n'è tanti, comunque questo è un altro discorso. Morale della favola, abbiamo un percorso di crescita davanti a noi, la città si pone veramente come leader per quanto riguarda il campo dell'ecosostenibilità, diamoci tutti una mano e soprattutto voi, prendete il vostro posto nella società, fate sì che si possa andare tutti nella stessa direzione perché l'opportunità è veramente grande per la città e per tutti i nostri figli. Grazie a tutti. Marco, ti pregherei di rimanere sul palco perché passiamo alla cerimonia di consegna del premio. Grazie per il tuo intervento e soprattutto grazie per essere sempre vicino alla nostra associazione. Ora, prima di chiamare qui vicino a me Donatella Bianchi, vorrei veramente fare tutti insieme un grosso applauso e ho aspettato che ci fosse il nostro sindaco per farlo, per la nostra past president Riccarda Giordano, che è stata anche ambasciatrice di Genova, come Donatella ha ricordato. Purtroppo Riccarda non è più con noi, la ricordiamo con tanto affetto, con tanta stima per quello che ha fatto come professionista, come presidente di associazione e soprattutto per la nostra città. Grazie Riccarda. Invitiamo qua la dottoressa Donatella Bianchi e l'amica Josi Feleppa, perché come da consuetudine il premio ti verrà consegnato dopo una mia presentazione ufficiale e una presentazione un po' meno ufficiale, un po' più informale da parte di una tua amica carissima che tu ci hai segnalato e che noi abbiamo invitato ad essere qui con noi questa sera. Leggo il tuo curriculum, è un curriculum importante che però motiva la consegna di questo premio, che siamo veramente felici di consegnarti questa sera. Donatella Bianchi nasce a La Spezia, ha 2 figli, Federica e Pierluca, e vive attualmente a Roma. Giornalista professionista, autrice e conduttrice radiotelevisiva e scrittrice. Dal giugno 2014 è presidente del WWF Italia. Dall'agosto del 2019 è presidente del Parco delle Cinque Terre e del Parco Letterario Eugenio Montale e delle Cinque Terre. Le esperienze lunghissime. La sua carriera giornalistica è iniziata con collaborazioni in diversi giornali quotidiani e riviste. Ha poi iniziato un'attività di corrispondente in diverse destinazioni e località di interesse turistico e culturale per la trasmissione televisiva della RAI Sereno Variabile, che tutti ricordiamo, firmando reportage dalle Azzorre, dallo Yemen, dall'Egitto, Israele, Tunisia, Canada, con interviste esclusive a personalità del mondo del giornalismo, della letteratura e dello spettacolo. Fino dal 1994 ha lavorato per la testata giornalistica regionale RAI fino al 1994, svolgendo diversi ruoli, come quello di Anchor Woman per il telegiornale e la rubrica TGR Italia Agricoltura, uno specifico programma di notizie e informazioni sul mondo agricolo italiano realizzato per conto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Per la Rai 1 ha editato diversi programmi su problematiche ambientali e sulle innovazioni presenti nei territori, sulla ricerca scientifica e archeologica, come Senti la montagna e Quando i mondi si incontrano.
cercato di tagliare, ma più di tanto non si può. Dal 1994 è diventata conduttrice e autrice del programma televisivo di Rai 1 Linea Blu, che da allora va in onda ogni anno il sabato nel primo pomeriggio. Linea Blu è stato il primo programma televisivo italiano dedicato alla cultura del mare, alla sua salvaguardia, alle sue peculiarità e caratteristiche, alla sua economia, alle sue tradizioni, alla valorizzazione degli ambienti e dei territori. Nell'ambito del programma sono state numerosissime le interviste fatte a eminenti personalità italiane e straniere. Linea Blu costituisce nel panorama della produzione televisiva italiana una straordinaria e rilevante esperienza di diffusione e conoscenza del mare, delle sue meraviglie e criticità. E questa sera col suo intervento ce ne ha dato una dimostrazione palpabile. Nel 2014 è diventata presidente del WWF. Con la sua presidenza ha garantito un importante e difficile processo di riorganizzazione del WWF Italia, oltre che di riallineamento al WWF internazionale. Ha indirizzato tutte le campagne di comunicazione prodotte dal WWF Italia negli ultimi 5 anni, riposizionando l'associazione sui temi dell'ambientalismo scientifico e della sostenibilità. Sotto la sua presidenza il WWF Italia è ritornato a crescere non solo in termini di sostenitori e di interlocuzione esterna, ma anche come investimenti nel campo della conservazione sia nazionale che internazionale, oltre che come progettualità nel campo dell'educazione ambientale. Nel 2015 ha collaborato a diverse importanti iniziative, come gli Stati Generali della Natura d'Italia, l'elaborazione della Carta di Milano prodotta dal governo italiano in occasione dell'Expo 2015 di Milano. È stata protagonista delle Annual Conference del WWF internazionale negli anni 2015 in Norvegia sul tema di come devono essere affrontate le sfide della conservazione in un mondo in rapida evoluzione, con risorse limitate e popolazione in crescita. E 2016 in Zambia a Livingstone sull'importanza strategica per il WWF di occuparsi delle problematiche economiche, seguendo in particolare il cosiddetto Greening Financial System. Nel 2019, in occasione degli Stati Generali della Green Economy del 6 novembre a Rimini, ha moderato la sessione plenaria di apertura con la partecipazione del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. A maggio 2020 è stata scelta fra gli esperti del Comitato Colau nominato in funzione dell'emergenza Covid-19. Dal 2020 fa parte del direttivo della Fondazione TUSA. Dal 2021 fa parte della Commissione Comunicazione e Sostenibilità della Federazione Italiana Vela. A maggio 2018, intervenuta a Ottawa in rappresentanza dell'Italia e su indicazione del Ministro dell'Ambiente al Summit delle donne leader sulle questioni climatiche. Le donne danno il via al confronto sul clima, fortemente voluto dalla Ministra dell'Ambiente e del Cambiamento Climatico canadese, Catherine McKenna, in preparazione del G7 dei capi di Stato dell'8 e 9 giugno e del G7 dei Ministri dell'Ambiente del 1 ottobre 2018. Site Manager dall'agosto 2020, sito UNESCO, Porto Venere, Cinque Terre e Isole Palmaria, Tino e Tinetto. Ancora qualche riconoscimento e poi direi che stringo ancora di più perché veramente è un curriculum che mi rende prima di tutto orgogliosa a nome di tutta l'associazione di consegnarti questo premio. Per la sua attività di giornalista e divulgatrice ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti prestigiosi. Nel 2010 il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, l'ha nominata commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel 2009 è stata nominata accademico di Ustica dall'Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee. Nel 2010 è stata nominata ambasciatore della biodiversità da parte del Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo. Nel 2014 ha ricevuto la medaglia d'oro al merito di Marina concessa dal Ministro della Difesa per la sua straordinaria professionalità e passione, da sempre dedicate a tematiche mirate allo sviluppo della cultura marinara nel nostro paese e legata profondamente al mare e a tutti gli aspetti correlati, dalla tutela dell'ambiente alla difesa delle risorse e del lavoro.
è autrice di numerosi libri e noi siamo veramente orgogliosi di averti qua con noi. Grazie Donatella, grazie a nome di Genova e di tutta l'Italia. Ecco, e adesso, momento, questa è la Donatella Bianchi ufficiale, quella che conosciamo attraverso i tuoi programmi, attraverso i tuoi libri, attraverso i tuoi speech sempre molto interessanti, ma diamo la parola a chi ti conosce meglio di noi. Beh, intanto la prima cosa che mi viene da dire è mi chiedo come Donatella, dopo l'enunciazione di questo curriculum fantasmagorico, possa essere mia amica. Quindi, comunque, cara Donatella, signor Sindaco, signori e signore, io sono veramente onorata e anche un po' emozionata di essere qui a parlare della mia amica Donatella. Delle sue qualità professionali, del suo impegno per l'ambiente si è detto molto e bene, ma è parlando dell'altra Donatella che capirete il perché del suo successo. 3 parole: intelligenza, spontaneità ed empatia. Una quarta, un aggettivo desueto, gentile. Conosco Donatella dagli anni 90. Nello scenario della televisione pubblica irrompeva Linea Blu e, come ha detto il sindaco, si era capito subito che un programma sul mare condotto da persone di grande professionalità avrebbe avuto un grandissimo successo. Come ufficio stampa della Fiera di Genova mi occupavo allora di salone nautico e la scelta era stata naturale: puntare tutto su Linea Blu per stimolare la passione per la nautica negli italiani, amanti del mare sì, ma ancora legati agli stereotipi della barca intesa come strumento di lavoro, come status symbol per ricchi proprietari di yacht o, come Azzurra ci aveva dimostrato alla fine degli anni '80, una vela capace di appassionare e di farsi largo a livello internazionale, ma non alla portata di tutti. A Donatella e a Linea Blu forse non riesco a distinguere. Credo si debba a questo sdoganamento, così come la capacità di affrontare temi divisivi, approfondendo con un approccio mai banale. Sveglia, intelligente, sempre sul pezzo, capace istintivamente di dialogare con tutti, profondamente interessata a capire l'anima dei fatti, delle persone e delle cose, immediatamente capace di evitare cosa si sarebbe fatalmente rivelato noioso per gli spettatori di Linea Blu. Questo lo dico per esperienza personale, quando tentavo di farle fare delle improbabili interviste. Ci ha conquistato insieme a Fede Gardella, che oggi è qui con noi a festeggiare Donatella. Abbiamo costituito con lei una vera e propria squadra, anzi per molti anni quasi un'associazione a delinquere. Abbiamo più volte dovuto spiegare ai nostri referenti perché a Linea Blu non si potevano fare interviste chilometriche, perché certi argomenti avrebbero provocato un immediato cambio di canale. Lo share e l'audience hanno sempre dato ragione a Donatella. Per la sua determinazione contagiosa abbiamo costruito scenografie, portato chiatte, costretto armatori riottosi a rendersi disponibili, coinvolto per le lunghissime dirette dal salone i personaggi più ostici. Ricordo un Gino Paoli, avaro di parole come sempre, ma stranamente sorridente, direi più un ghigno forse che un sorriso, ma comunque. Chi viene in contatto con lei non la dimentica più. Tom Perkins, fondatore di Hewlett Packard e fortunato proprietario del maltese Falcon, che forse qualcuno di voi ricorda, una delle barche a vela più belle mai uscite dai cantieri italiani, rimase affascinato da questa giornalista dai modi diretti e informali che si era impossessata manu militari, con tutta la sua troupe, un casino pazzesco, del suo gioiello, costringendolo a confessare che cosa intimamente rappresentava per lui l'andar per mare. Non vorrei svelare qualcosa di segretissimo, ma so che Tom Perkins, nel suo peregrinare per il Mediterraneo,
Ha più volte cercato di invitare Linea Blu a bordo solo per avere una buona scusa per incontrarla. In quegli anni il capo ufficio stampa della fiera era Antonella Mataccera, una persona straordinaria, scomparsa troppo giovane nel 2002. Tra loro era stata da subito un'intesa straordinaria, la stessa che io avevo con Antonella, che per me è stata una sorella. Era nata una profonda confidenza, una partecipazione agli alti e bassi della vita. Quando è nato Pierluca, il secondo figlio di Donatella dopo Federica, Antonella è corsa a Roma, nonostante il salone nautico fosse alle porte e lei non fosse già più in forma smagliante. In eredità Antonella ci ha lasciato questo sentimento fraterno. Con Donatella non devi sentirti, Donatella c'è. Nei momenti di felicità, non so se Donatella ricorda una bottiglia di nero d'avola ghiacciata trangugiata a pranzo all'ippogrifo qualche anno fa. Di solito io non bevo, ma non ho avuto neppure mal di testa. Mi vengono in mente solo risate, buon umore e affetto. È per caso 2 anni fa che in Sardegna, non a Santa Teresa di Gallura dove a Donatella l'ha portata al cuore, ma a Santa Maria Navarrese, le telefono e scopro di essere a pochi metri di distanza. E lei, incasinata come non mai, trova il tempo di raggiungermi, di passare del tempo con me, anche se ha un'agenda da paura. Lei c'è. Quando le parli di un progetto e pensi che lei abbia ben altro a cui pensare, si fa in 4 per aiutarti a realizzarlo. E lo vedremo anche ad Euroflora. È per questo che merita i successi che ha avuto e di più. Oggi ho sentito parlare di un Ministero del Mare. Io la vedrei bene, mi sembrerebbe la persona adatta. Non sono io che posso scegliere. Io ho grande stima e grande affetto per lei e credo di essere in buona e numerosa compagnia. Guarda. Sì, certo. Intanto ringraziamo Giusy, è stata straordinaria. La vera ricchezza sono le amiche vere. Se queste sono le amiche, non voglio immaginare cosa dicano di me i nemici. No, io ci tengo solo a dire una cosa, a ricordarla a tutti noi, proprio perché c'è il nostro sindaco qui. Linea Blu nasce a Genova, nasce nel 1994 proprio su volontà di una cordata genovese con la Camera di Commercio, con l'allora presidente della RAI, che era genovese, era comunque molto legata a Genova, e con lo Yacht Club italiano. Quindi di questo dobbiamo andare fieri, orgogliosi. Ha portato fortuna sicuramente al mio percorso televisivo, ma ci tengo e lo ricordo ogni volta, Linea Blu è di Genova e quindi grazie. Grazie Donatella. Adesso invito qua vicino a me Roberta Giarrusso, che ringrazio anche a nome di tutta l'associazione per essere stata con noi, per la brillante presentazione sia del razionale del convegno che dei relatori. Grazie Roberta, sei stata straordinaria, grazie di cuore. E adesso per parità di genere facciamo consegnare il premio al nostro sindaco. Marco, a te l'onore di consegnare il nostro premio a Ida. Ci mettiamo un pochino più al centro, così possiamo fare... Bene, bene. Ti lascio il microfono.
Beh, visto che ho il microfono in mano, approfitto per ringraziare tutti i presenti, i nostri relatori, e devo dire che oggi è stata un'esperienza incredibile per me, perché ho assistito, non ho presentato, ho assistito a una lezione proprio di vita, di grande civiltà. È stata, per quanto mi riguarda, un'esperienza formativa e costruttiva. Quindi di questo voglio ringraziare personalmente la dottoressa Tiziana Lazzari per avermi dato questa grandissima opportunità e la possibilità di condividere con voi questa giornata veramente incredibile. E poi mi piacerebbe avere un'amica come Giusy. Bene, grazie a tutti e credo che si possa ritenere concluso il nostro convegno. È stato veramente un onore e un piacere. Buon proseguimento. Grazie a tutti, in particolare al nostro sindaco, e vi aspettiamo per la prossima edizione del premio. Grazie. Adesso l'evento non è ancora concluso perché abbiamo il piacere di offrirvi un piccolo cocktail. Buona Mi dicono serata. che sto per ricevere dei fiori, lo dico perché poverina vedo lei nascosta lì dietro. Grazie. Grazie mille.